si parte oggi, febbraio, ormai siamo già a febbraio, inizia ad arrivare la primavera, tante cose, ma soprattutto cominciamo a prendere le moto, le biciclette, i monopattini, le macchine, con magari un po' di allegria, bang, arriva il problema che distrugge le vite, che distrugge le famiglie, che distrugge la società, perché poi molti, anche se non muoiono, devono essere curati molto, perché ci sono dei grandissimi problemi, una riabilitazione che costa, che coinvolge, però c'è questa superficialità. Io non sono così sicura che questo nuovo codice della strada abbia fatto degli effetti importanti. Io lo vedo, sono in giro tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Se questo è il risultato, quanti codici della strada bisogna fare e rinnovare? Perché non funzionano, i telefoni li hanno. Segnaletica, ma chi se ne frega? Cosa vuol dire andare a 50 all'ora, magari anche vicino ai passaggi pedonali, a scuole? Ma chi se ne frega? Minimo sono 90, 110, quello che io vedo. E allora forse tutti quanti, prima di uscire il mattino, dovremmo guardarci allo specchio, come vi insegna la Mirella, e dire: chi sono io? Cosa faccio oggi? Rispetto certe regole o me ne frego e mi faccio le mie? Perché se tu ti fai le tue regole come vuoi, poi le conseguenze le pago io e le paghiamo noi tutti, perché basta che ne troviamo uno nella vita, uno basta, che non si comporta bene per distruggere anche la nostra e non solo la nostra. Perciò questo è un appello che faremo questa mattina e ringrazio tantissimo la Presidente Silvia Favaro, Presidente La Prima Pietra, grazie veramente Silvia di essere qui. Saluto anche un'amica cara, Vanna Boscato, lei è un supporto fondamentale per questa associazione, una donna anche lei che si dà molto da fare, vedete quante donne io presento nel mondo del volontariato, perché queste ci sono anche gli uomini, ma in prevalenza sono le donne che nonostante anche gravi difficoltà, con incidenti economici, si rimboccano le maniche e portano avanti un aiuto alla comunità tutta, compresi voi che siete a casa. Saluto anche il professor Alessandro Minello, docente di economia. Buongiorno professore, vediamo se... No, ancora no, non lo vedo, fra poco si collegherà. Allora iniziamo proprio da Silvia Favaro, allora, presidente di questa associazione La Prima Pietra. Cos'è successo? Conosciamo questa donna che nonostante tanti problemi è diventata anche presidente di un'associazione che ci mette la faccia, che si rimbocca le maniche e cerca di portare avanti quell'aiuto che tutti dobbiamo fare, la pietra, mettere tutti una piccola pietra. Prego Silvia. Grazie Mirella. Io sono una volontaria storica dell'associazione La Prima Pietra e ho iniziato il mio percorso nel 2012 come un servizio ex associativo con gli scout e poi è stato amore a prima vista. Ho continuato il mio percorso inserendomi anche nel direttivo con vari ruoli e poi, come anticipavi prima tu, il tema molto delicato della sicurezza sulle strade, c'è stato un incidente di percorso che mi ha portata a fermarmi per un bel periodo, sostenendo... Macchina, Silvia? Sì. Sostenendo comunque sempre La Prima Pietra e sentendomi tanto sostenuta dai miei amici volontari. Questo è stato un periodo di grande fatica, anche di discernimento, se vogliamo. Nella mia, diciamo così, tra virgolette, detenzione in ospedale mi sono sentita molto vicina ai ragazzi e agli utenti che incontro in carcere. È una realtà completamente differente, però insomma ci sono dei limiti che ho rivisto tanto e quindi il servizio che io ho fatto prima del mio accaduto mi ha aiutata a superare anche questo, perché non è stato facile. Mi ha aiutato a superare, però per superare questi drammi, perché sono dei veri e propri drammi che uno vive, hai bisogno di una squadra, perché da sola non si va da nessuna parte, da soli non ce la farai mai. Arrivi fin là, ma poi prima o dopo torni indietro. Se invece c'è una squadra che ti supporta, la famiglia, l'associazionismo, tu hai dei punti di riferimento che ti danno, diciamo, quell'energia per andare avanti. Quanto importante è, Vanna Boscato, avere questa energia e trasmetterla anche agli altri? Perché Silvia Favaro, presidente, e lo ripeto, che è diventata presidente della Prima Pietra, ha detto: mi sono subito sentita circondata da un qualcosa che prima non avevo, ed è la vicinanza delle persone. Lei si è fidata,
ha capito che poteva fidarsi e sta dando tutta se stessa, perché diventare presidente di un'associazione, credete alla Mirella, non è così semplice, non è così semplice. Ci sono 3 lavori dopo quello che fai, perché è vero che puoi delegare, ma sei tu che firmi, sei tu che devi essere presente. Prego. Beh, io stimo molto Silvia e il fatto che si sia messa in gioco così in vista. L'energia la si trova proprio nel gruppo. È la squadra, come dicevi tu prima, che unita insieme sente che se un pezzo ha delle difficoltà ci si concentra su quel pezzo, ma quel pezzo poi diventa per l'associazione uno sprone per andare avanti ancora di più. E forse anche la nostra tipologia di volontariato, incontrare i ragazzi, gli ultimi degli ultimi della società, che anche loro ci danno energia. Sembra un paradosso, ma è veramente così. Allora saluto anche il professor Alessandro Minello, economista. Buongiorno professore, finalmente riesco a averla ospite, vediamo se la inquadrano. Eccolo qua, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei invece, prof. Guarito. Tutto a posto adesso, professor Minello? Tutto a posto. Tutto a posto. Allora professore, io volevo chiederle una cosa, siccome lei parla molto chiaro e molto semplice anche nelle spiegazioni, c'è una spiegazione che molti di noi dell'associazionismo, del volontariato, non riusciamo a capire e facciamo fatica a comprendere qual è l'obiettivo della politica che ha colpito anche il mondo del volontariato. In che senso? Con una burocrazia incredibile, non tutti ce l'hanno fatta a rimanere a galla, perché quasi tutto il volontariato è formato da persone diversamente giovani, che non sono state accompagnate anche con questi nuovi strumenti molto tecnologici, con dei costi, perché ormai il volontariato si paga, per essere proprio regolarmente iscritti a tutto devi girare col commercialista e devi pagare. Allora, professor Minello, secondo lei come si fa a colpire la spina dorsale del paese, che è il mondo del volontariato, aumentando la burocrazia dicendo ma siccome ci sono i furbetti noi abbiamo bisogno di tanti numeri, di tante cose. Ma tu basta che schiacci un bottone, perché noi segnaliamo tutto, facciamo la rendicontazione, non è che siamo proprio invisibili e che uno veramente non può vedere chi siamo e cosa facciamo da quanti anni. Il problema è che hanno fatto un minestrone, siamo tutti dentro e non sappiamo più chi fa cosa, perché tutti facciamo tutto, ma troviamo l'anziano morto in casa perché c'è la privacy e nessuno ci dà il nome e il cognome, perché i servizi sociali dicono non possiamo darvelo. Ripeto, dobbiamo girare col commercialista. Cosa sta succedendo, professor Minello, alla spina dorsale del paese? Perché se perdiamo anche il mondo del volontariato non ce n'è per nessuno, specialmente alla politica, lo dico. Prego, professore. Beh, purtroppo questo che sta succedendo al settore è una brutta cosa dal punto di vista del metodo, nel senso che siccome non si vuole o non si può evidenziare le responsabilità dei soggetti che lei appunto chiamava i furbetti, si colpisce tutti, e questo è il fallimento, secondo me, dello Stato, il fallimento del controllo. Io dico anche che oggi i sistemi di controllo che ha diciamo, lo Stato nei confronti dei cittadini, nei confronti delle società, nei confronti degli enti, è talmente sofisticato che non è così difficile andare a isolare comportamenti devianti, illeciti o quant'altro. Quindi ne parlavamo anche tempo fa con alcuni esperti, mi confermavano il fatto che c'è proprio un'impotenza da parte della politica nel riuscire a individuare le responsabilità di chi illecitamente magari ottiene finanziamenti, ottiene benefici in quanto società o attività di volontariato che magari nascondono altre cose. Purtroppo questo è la ricaduta del fallimento proprio dello Stato in questo tema, e devo dire la verità che è doppiamente come dire, un danno doppio,
perché non solo impedisce come dire, a un comparto di svolgere le proprie attività a servizio della comunità, ma addirittura va a colpire un sistema di servizi di assistenza alle famiglie e soprattutto agli anziani che ad esempio in Veneto rappresenta un fiore all'occhiello a livello nazionale, per cui il Veneto è la regione con più iscritti alle associazioni di volontariato e con più associazioni di volontariato in Italia, almeno fino a poco tempo fa era la prima regione. Quindi è davvero, come dire, un danno che questo viene creato perché non consente lo sviluppo di quel sistema di sussidiarietà che implicitamente lo Stato ha accettato e che ha fatto perno sul senso di responsabilità e sul senso di solidarietà che c'è a livello locale, regionale, nelle nostre comunità. Per cui è un problema che andrebbe secondo me affrontato attraverso una maggior sensibilizzazione anche dei nostri politici, affinché possano, ed è possibile, intervenire per cercare almeno di sgravare di alcune incombenze, di alcuni compiti che oggi ci sono stati aggiunti in sostanza. Ecco. Professor Minello, è anche vero, lei lo sa, e lo sanno anche i miei telespettatori e telespettatrici, io ho un banco solidale con tanti volontari e come me ce ne sono tantissimi. Anzi, ripeto, ne è stato aperto uno poco tempo fa anche a Jesolo. 6 milioni di poveri dovrebbero far pensare, riflettere la politica, perché come dico sempre non sono barboni. A noi, ai nostri banchi alimentari arrivano famiglie che lavorano anche in due e non ce la fanno, professore. Non ce la fanno perché hanno affitti alti o mutui alti, vivere con le materie prime o fare la spesa, quello che costa, crescere i figli, andare a lavorare anche con un mezzo, costa tutto tanto. Ma è possibile che in Italia lavorando si riesce a essere poveri? Proprio si riesce. Quello che non riesce a capire la politica, perché sa, professor Minello, fare la predica con 8-9 mila euro al mese minimo e dire ma voi avete esagerato, voi avete fatto vacanze, voi avete comprato di tutto e di più, ecco, oppure fatti i furbetti con reddito di cittadinanza. Io non ci sto, professore, perché non è vero. Non è vero, io vedo le famiglie che arrivano al banco, sono brave persone che hanno superato l'asticella della vergogna perché non ce la fanno, dicono mangia bene, sì dammi tu i soldi, un litro di olio extravergine di oliva costa 15 euro minimo. No, non so, la carne buona costa, il formaggio buono costa, tanto è vero che i discount hanno aumentato le vendite. Prego, professore, chi è secondo lei che non capisce che bisogna rivedere che l'operaio non può più vivere con 1.200, se ci arriva, e il pensionato non ce la fa con 600 euro? Prego. Ma guardi, purtroppo l'Italia è il paese in Europa, l'unico paese in Europa dove negli ultimi 15 anni circa, 15-20 anni, i salari delle persone non solo non sono aumentati, ma ripeto, è l'unico paese in Europa a 27 dove i salari sono diminuiti in termini reali. Quindi noi negli ultimi 20 anni ci siamo impoveriti doppiamente, perché non solo i salari non sono aumentati, ma addirittura sono diminuiti rispetto anche all'andamento dell'inflazione, perché in tutti questi anni i prezzi sono aumentati e i salari non sono stati adeguati ai prezzi. Quindi tutta la parte del lavoro dipendente, naturalmente escluso alcune piccole categorie, hanno visto in questi anni il loro salario reale diminuire, e questo è un problema perché nel corso del tempo ha aggravato la situazione, per cui anche famiglie che prima negli anni scorsi avevano un reddito che consentiva loro di vivere, diciamo, dignitosamente, oggi la cosiddetta povertà relativa
è notevolmente aumentata, e questo lo si vede da molti segnali. Lo si vede dal fatto che appunto al banco alimentare ci sono tante persone che si rivolgono. Lo si vede purtroppo, ahimè, anche dal fatto che molti non riscaldano le proprie abitazioni, cioè stanno al freddo d'inverno. Lo si vede anche dal fatto che molte famiglie non si prendono cura di se stesse, della propria salute. Per esempio non vanno dal dentista neanche per i bambini. Cioè si vede che c'è un impoverimento totale sotto l'aspetto anche della possibilità di fruire di quei servizi che sono servizi di base per la normale vita, diciamo, della comunità. E questo è anche legato al fatto che esiste purtroppo a livello di impresa in Italia abbiamo in questo momento un tasso di innovazione all'interno delle imprese che non è molto elevato, e non essendoci innovazione le imprese fanno fatica a competere sui mercati, e se fanno fatica a competere sui mercati tendono a non aumentare i salari dei propri lavoratori, perché chiaramente il salario che tu paghi a un lavoratore deve essere almeno allineato al livello di produttività che questo lavoratore genera per l'azienda. Se tu non sei innovativo, l'azienda non è competitiva e non può pagare salari più elevati. Quindi è in un certo senso, come dire, un dilemma su cui bisogna intervenire assolutamente. Ecco che secondo me bisognerebbe favorire per esempio alcuni sgravi ulteriori a livello imprenditoriale, affinché questi sgravi possano consentire incrementi di produttività e incrementi dei salari dei lavoratori che poi partecipano all'attività lavorativa. E poi ci sono anche altri strumenti. Per esempio a me non piacciono i cosiddetti bonus che lo Stato ogni anno mette a disposizione. Non piacciono nel senso, non che non vadano bene in sé, però alla fine l'effetto è un effetto, come dire, un po' una fiammella che si accende ma che poi si spegne subito, non genera effetti strutturali. Quindi anche qui andrebbero rivisti i sistemi di incentivazione e di sussidio ai vari soggetti per ottenere una struttura che si rivolga di assistenza anche in termini di welfare aziendale e welfare familiare, che si rivolga alla famiglia e che consenta alla famiglia, se non di avere soldi, avere per esempio accesso anche gratuito a determinati servizi, per esempio a chi ha figli. Anche qui è un tema importante, perché oggi molte famiglie fanno fatica a far figli anche perché non trovano un ambiente che diciamo è accogliente in tal senso rispetto ad altri paesi in Europa dove sono all'avanguardia. Quindi il sistema che noi abbiamo qui anche di incentivi e di sussidi è un sistema che è molto frammentato in mille rivoli. Evidentemente, come dire, le lobby di interesse lavorano bene per loro, ma non lavorano bene per la comunità. Questa è un po' insomma, la sintesi, ecco. Molto chiaro, la ringrazio. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue belle ospite che hai oggi in studio. Cosa voglio dirvi, credo, signori? Purtroppo le donne dà più sensibilità su certi problemi, perché è la donna di casa i problemi li trova subito e va in cerca di metterli a posto. Purtroppo non riesco a supportare, perché chi che fa un lavoro no profit, che dà la mano alla gente, bisogna aiutarli, bisogna sostenerli, non con i stati bravi, con le medaglie, con la possibilità, dargli la possibilità di realizzare quello che è da fare, se no quando vuoi che porta a termine i suoi problemi, non è la bacchetta magica. E avremo da vergognarci, perché questi sono i problemi che i Veneti, che i Veneti, tutta Italia, che va in cerca di risolvere. E dopo, in quanto riguarda l'economia, sappiamo come funziona l'economia, non mi occorre i scienziati, perché anche a me che ho fatto a terza media, lo so che come che funziona un'azienda e via andante, va bene? Perché le nostre aziende, una volta, cos'era potevano e aveva 3-4 operai, adesso che sì,
che a stesse persone da crea fabbriche di da miei operai. Cosa vuol dire? Che ne capiamo qualcosa, va bene, ma però bisogna, insomma, il governo da risolvere i veri problemi che c'è, perché sappiamo benissimo che uno che lavora, marito e moglie, porta a casa 2.000 euro, non di più, va bene, ti abbia 800 di affitto, 2 fiori, qui non vive. Va bene, Grazie Rinaldo, devo andare avanti, se no non riesco a far parlare anche i miei ospiti. Sei stato chiaro come sempre, grazie. Allora sentiamo, Presidente Silvia Favaro, cosa dice delle parole, perché anche l'associazione è coinvolta, anche lei come persona, come donna, come famiglia, perché tutti abbiamo famiglia, sappiamo cosa veramente manca, ma mancano troppe cose per far sì che questa comunità si apra, perché io sono convinta, poi lo chiederò anche al professore, che più ti senti, ecco, con le spalle al muro e più ti chiudi in te stesso, perché siamo così, qui è profondo nord, Cioè è inutile che parliamo del profondo sud, qui siamo il profondo nord, ci chiudiamo, facciamo fatica a chiedere aiuto. Perché? Perché mancano i cortili, manca la comunità. Una volta le porte non erano di sicuro chiuse, erano aperte e ci si aiutava uno con l'altro, ma perché da piccoli eri abituato ad andare nel cortile dove trovavi la comunità che ti guarda che vado, c'è mio figlio, guarda che mi serve, vieni, mi dai questo, c'era uno scambio anche come comunità, anche di affetto, di supporto. Tu sapevi che qualcuno ti avrebbe aiutato. Abbiamo perso tutto, abbiamo tanto e non abbiamo niente, un pugno di mosche. Prego Silvia. Dici bene, è un problema che riscontriamo sia al minorile che al circondariale, quindi la relazione. Una mancanza di relazione, di ascolto soprattutto, anche da parte dei minori, che nella musica trasmettono, la musica rap, insomma a noi a volte è difficile comprendere, poi ci mettiamo lì in ascolto e ci raccontano il significato della canzone, capiamo molto bene, ci svegliamo molto bene, ci sono messaggi positivi e negativi, questo senza ombra di dubbio, però proprio un ascolto manca. È stata una dichiarazione che hanno fatto più ragazzi, la famiglia non presente e quindi magari il gruppo di amici che ti porta in una strada diversa da quella che uno si augura bene, e quindi la caduta proprio perché c'è un ascolto di una parola che forse non era proprio quella adatta in un'età così giovane. In età adulta c'è una consapevolezza differente, però insomma che anche lì la caduta può esserci, e se c'è un ascolto e una volontà di riprendere in mano la propria vita, e questo noi lo vediamo nel nostro servizio quando entriamo sia al minorile ma anche al circondariale, alla messa della domenica, Don Piero ci dà la possibilità durante l'omelia di aprire il dialogo, e ci sono omelie che vanno avanti anche 2 ore, c'è un'apertura totale da parte del volontario e anche dei detenuti, soprattutto del detenuto, e lì c'è proprio un'apertura, cioè, senza filtri, è un dialogo. E questo è la cosa che anche noi portiamo nelle testimonianze, nelle scuole, nella sensibilizzazione, perché può accadere a tutti. Ecco, esatto, quindi questa è una cosa che si sottovaluta tanto nelle nostre famiglie, quindi l'ascolto, la velocità, dobbiamo fare, correre, perché dobbiamo produrre, dobbiamo essere, diciamo, far vedere che ce la possiamo fare anche da soli, e in realtà da soli, come dicevi prima, non andiamo da nessuna parte. Sentiamo anche Vanna Bosca. Vanna, cosa dici? Allora, proprio stando fermi sul discorso economico, rientra anche il carcere ampiamente. Io prima di Natale ho incontrato il ministro Nordio, l'ho incontrato al Maggiore e mi sono permessa di fare un paio di domande. E lo Stato ammette che il volontario è una risorsa dove non arriva l'istituzione, lo è. Però quello che noi vediamo che manca a una economia anche fuori è proprio l'attenzione di organico. Ti faccio un esempio. Ieri eravamo dentro all'istituto penale con una scuola, con il Besta di Treviso. E c'era con noi anche un'associazione, la AIP,
AIPD, cioè che marca trevigiana, che sta per Associazione Italiana Persone Down. Ecco, il lavoro che viene fatto lì per arrivare a poter far entrare un'associazione in un ambiente così particolare non è facile, ma la coordinatrice degli insegnanti ha grinta, ha stoffa, però c'è bisogno anche di un mondo attorno che aiuta lo stare dentro di questi ragazzi, ma io non so se riesco a trasmettere la bellezza, lo spettacolo di questo incontro, perché i ragazzi Down non hanno barriere, non si sono resi conti dell'ambiente come siamo noi normodotati a volte, e restituendo ai ragazzi dentro quella sensibilità, perché li hanno accolti in un modo delicato, in un modo spettacolare, ballando insieme, cantando insieme. Ecco, questo è un altro tipo di economia. Vedi Ivana, tu hai usato una parola, i ragazzi Down. Allora, noi siamo cresciuti con le etichette e continuiamo a usare queste etichette. Invece io direi che sarebbe tempo e ordine di iniziare a chiamarli per nome. Persone, dire queste persone, perché se ogni volta che noi presentiamo queste creature meravigliose, handicappato, diversamente giovane, diversamente agile, come li chiamo io, perché mi sembra la parola più bella, ti muovi in maniera diversa, tutto là, diversamente agile, noi non ne veniamo fuori. E lo dico anche a Silvia, nel senso, un ragazzo, un minore, spaccia una bustina, diventa uno spacciatore. Fa un piccolo furto, diventa un ladro. Subito, immediatamente. Non è che tu guardi alla persona, guardi a quello che ha commesso, anche se è la prima volta, tac, l'etichetta. Automaticamente il ragazzo si sente isolato, automaticamente la famiglia è isolata, perché siamo così, basta guardare, attraversano la strada per non incontrare, con la scusa che non vorrei metterli in imbarazzo. No, sei tu in imbarazzo, perché sai che li hai già etichettati. Ma quello che mi spaventa di questi ragazzi che, come ha detto Vanna, all'interno di questi istituti vedi come si muovono, cosa dicono, cosa cantano, vedi delle persone che hanno bisogno di affetto e di aiuto. E poi il grande problema è, quando escono, è là che ti voglio, chi è che li accoglie? Perché voi andate nel carcere, riuscite mai a intercettarne uno o due, ma gli altri, nel momento che mi escono, questo ragazzo etichettato, questo ragazzo che bisogna vederli, bisognerebbe provare, anche se è un carcere minorile, sei rinchiuso, sei in una gabbia, in una cella, avete visto cosa è successo anche ieri, perché parliamoci chiaro, non è così semplice. Nel momento che esco, chi trovo? Chi mi accoglie? Quello come me. Quello che vive nella strada, e io sono accolto, però ho qualcuno, e qua non ne andiamo fuori, perché non c'è nessuno. Professor Minello, anche a livello di veramente impegnare risorse per far capire che non sono ragazzi da eliminare, ma sono da accompagnare in un percorso diverso. Io, professore, ieri ho sentito quel papà che ha chiamato in diretta, Lino, che saluto, e suo figlio, e ho parlato anche con il figlio, dove questo ragazzo, così è la versione, ma sto verificando, è stato sospeso per 4 mesi da scuola per motivi, a detta del papà e del ragazzo, ma mi sembrava che mi parlasse col cuore sia il papà che il ragazzo. Un ragazzo che ha questo disturbo che si muove, parlo semplice perché così a casa capiscono, la DAD, la famosa, la DHD, e fa la DAD a scuola, a casa, dove questo papà mi diceva ieri mezz'ora, poi si interrompe, poi non sai quando viene richiamato. E dice, ma la scuola, mi ha chiesto professor Minello, è inclusiva o esclusiva? Cosa ha fatto di così grave il mio ragazzo per una sospensione di 4 mesi? Allora ho voluto parlare con Luigi. Ho detto, Luigi, ascolta, dimmi la verità, perché 4 mesi sono un'enormità. Cosa hai fatto? Non ho fatto niente di così grave.
Sì, mi muovo forse tanto a scuola, ma non riesco a stare fermo perché ho questo problema, è più forte di me, non riesco a controllarmi i gesti, i movimenti, ma mi sembra un'assurdità. Ma l'ho sentito, professor Minello, così depresso, così mortificato. Oltretutto ha perso la mamma da pochi anni, un ragazzo che con questo genitore anche diversamente giovane, perché l'ha avuto che aveva 54 anni, e questo padre non si dà pace. Ed ecco qua la voglio. Io tutto sommato sto bene, anche un piccolo imprenditore questa persona, ma non basta, perché devo stare in azienda, devo lavorare, devo cercare di dare anche lavoro ai miei operai, ma non posso fare tutto. Anch'io sono solo, Mirella, e mio figlio vede, nota che faccio sempre più fatica a rimanere nel mercato, devo continuamente. Ma allora questo imprenditore, professor Minello, questo artigiano, cosa deve fare? Perché o lavora o sta in ufficio, o lavora o gira col commercialista, perché sappiamo tutti come siamo presi, e soprattutto per riuscire a rimanere nel mercato non è mica semplice con le multinazionali che sono là pronte per mangiarti. Prego, professor Minello. Allora, per quanto riguarda il fatto a scuola, io non posso dare nessun giudizio perché non conosco il caso, però vorrei comunque dire che la scuola è inclusiva oggi, perché a tutti i livelli scolastici esistono degli strumenti che favoriscono l'integrazione e l'accompagnamento di queste persone. Quindi poi i singoli casi secondo me adesso andrebbero affrontati bene, però mi sento di dire che la scuola è inclusiva. All'università, per esempio, l'ambiente che conosco meglio, qualsiasi persona che abbia delle disabilità viene affiancata da dei tutor, vengono messi a disposizione degli strumenti adatti per poter svolgere gli esami finali, vengono previsti anche dei materiali dedicati e lo studente può per esempio anche presentare lui stesso dei materiali approvati dal docente sui quali lui poi sosterrà la propria prova finale. Per cui dopodiché, se diciamo che le cose si possono migliorare, sicuramente sì, nel senso che possiamo anche osservare bene anche altri paesi in Europa, ma anche in altre parti dove questo tema è al centro, però da questo punto di vista mi sento di dire che pur potendo migliorare la scuola è inclusiva da questo punto di vista. Poi ci sono altri elementi, per esempio il sostegno finanziario alle famiglie che hanno persone con problematiche varie. Questo è un altro tema che è da tanti anni che viene richiesto da parte delle famiglie, un aiuto economico per far fronte a tutte le spese, non solo mediche, ma anche e soprattutto legate alla logistica, ai tempi di integrazione di questi ragazzi e ragazze, alla possibilità di assicurare loro alcune competenze che rispettino chiaramente anche i limiti che loro hanno, valorizzarne gli aspetti culturali, la socialità, la relazione, cioè sono tanti i temi su cui andrebbero affrontati in modo più chiaro e anche più diretto queste problematiche. Per quanto riguarda l'imprenditore, può assumere persone che hanno delle disabilità, ha delle agevolazioni in tal senso, e quindi dal punto di vista dell'integrazione lavorativa, anche qui io ho esperienza diretta proprio personale in questo, esistono degli strumenti che si possono adottare e che favoriscono l'integrazione di queste persone e la loro attività, e io posso dire che
per la mia esperienza personale sono anche molto contento di quello che è il risultato anche, ripeto, anche economico dell'aver inserito queste persone. Il problema del tempo che l'imprenditore non ha è un problema complessivo. Spesso l'imprenditore ha la necessità di non fermarsi mai in questo momento, perché è difficile dirlo, però se tu sei anche un piccolo imprenditore è molto facile che tu vada fuori dal mercato. E questo, come dire, non te lo puoi permettere, perché poi rientrarci è molto difficile. Spesso chi ha un'occupazione anche più dipendente, ci sono altri problemi, ma fa anche fatica a volte a capire questo, proprio perché tutti noi diciamo ma dovremmo rallentare, però se rallentiamo solo noi vuol dire restare indietro, vuol dire non poter neanche raggiungere quegli obiettivi minimi anche di sostenibilità finanziaria che le nostre famiglie hanno bisogno. Questo è un po' un problema che noi abbiamo adesso. Vanna Boscato, so che volevi intervenire, prego. Allora io innanzitutto ringrazio il professore, perché è chiaro e anche semplice, e ritorno a quella che è l'economia del carcere e nello specifico del minorile. Ma come pensiamo noi di poter ridare ai ragazzi un cambiamento se poi chi sta dentro e lavora si trova con 27 ragazzi in una struttura che ne tiene 12, che ne tiene al massimo proprio 15. Abbiamo toccato il tetto dei 27 la settimana scorsa. Ieri sono entrata, erano 25. E gli operatori vogliono comunque tentare dei progetti per far cambiare questi ragazzi. Ne hanno tutta la disponibilità e il desiderio, tanto quello che ho visto appunto ieri, ma come ci riescono se poi il ragazzo bussa alla porta dell'educatore e sono in 27 a bussare nello stesso giorno? Come fanno a prestare l'attenzione? Ecco, io partirei anche da questa economia, da questo muovere la giustizia in un modo giusto, per poter arrivare al cambiamento vero. Sentiamo anche la Presidente Silvia Favaro. Questi ragazzi, ma è proprio necessario, Silvia, che rimangano all'interno di queste strutture? Oppure non sarebbe utile impiegarli durante la giornata, farli uscire, accompagnarli in percorsi diversi? Perché non si può fare sempre tutto o nella scuola o dentro queste strutture o nella comunità. Se vogliamo integrare, inserire, dobbiamo noi isolarli, ma cercare di aiutarli, anche perché mi sembra che hanno una cifra questi ragazzi all'interno di queste strutture, non è che siano là così, sono strutture che costano parecchio e non sono più adeguate al numero di ragazzi. Io mi domando sempre, professor Minello, chi deve stare dentro e chi deve stare fuori? Forse i veri delinquenti li abbiamo tutti fuori. E dentro, ma l'America insegna, nel braccio della morte ci sono quasi tutti quelli di colore nero, chissà il perché. Ma chissà il perché. Perché bisogna anche dirle queste cose. Io parlo anche di razzismo, ad esempio. Quei ragazzi qui, professor Minello, e mi danno ragione, c'è. Avevo l'istituto Sansovino con questi ragazzi, con una ragazza di colore scuro, e ha detto: Mirella, lo vivo, è vero, e i suoi compagni hanno detto: è vero. Allora vogliamo capire che forse culturalmente, finché continuiamo a chiuderci, a isolarci, non ne andremo fuori? Silvia? Sì, è una problematica molto delicata e il sovraffollamento assolutamente non aiuta. Ci sono delle attività extra, per esempio questa mattina un ragazzo a Treviso seguirà l'attività accompagnerà dei volontari e educatori e quant'altro in un'attività appunto di Treviso sotterranea, e quindi farà lui da guida in questa attività. Abbiamo iniziato intanto. Esatto, intanto con uno. un ragazzo. Poi ci sono attività come Voci di dentro, Voci di fuori, che è un'attività che ormai continua da 20 anni e coinvolge sia i ragazzi dell'esterno, quindi le classi all'esterno, che i ragazzi all'interno. Ci sono ragazzi che sono stati
voce delle attività proposte, e Varna ne è testimone. C'è tanta potenzialità, c'è tanta voglia di riscatto. Chiaramente c'è chi trascina da una parte e chi trascina dall'altra, e quindi un equilibrio molto molto delicato anche a livello proprio di nazionalità differenti, di età differenti. Ieri abbiamo incontrato ragazzi dai 14 ai 25 anni, 24 anni, quindi capisci bene che l'esigenza di un ragazzo di 14 è completamente diversa da quello di uno di 20, e quindi insomma sono dinamiche molto delicate. Si cerca di fare, abbiamo accompagnato ragazzi alla messa alla prova in servizio all'EMPA, al canile l'EMPA, o altri permessi prova dove noi siamo stati comunque sostenitori. Possiamo arrivare fino a un certo punto, questo sì. L'inserimento successivo non è una cosa che compete a noi, ma alle assistenti sociali, all'UEPE e alla rete, che dovrebbe esserci, ma si fa fatica ad avere. Anche il reinserimento lavorativo, per quanto riguarda il minore, in questo caso non c'è, al maggiore, è difficile, perché un detenuto al maggiore perde completamente tutto, dalla residenza, la carta d'identità, tutto quello che era prima dalla detenzione lo porta via, quindi lui si trova ad uscire senza nulla. Se non c'è una famiglia che sostiene, una comunità che sostiene, è tanto tanto difficile. Abbiamo avuto modo di collaborare con Sicomoro, che è una realtà di Varago che accoglie detenuti post pena, e lì si inizia un percorso di reintegrazione in società, al lavoro, però non è facile, soprattutto per pochi, ma non è facile per l'extracomunitario, che appunto, se non ha la cittadinanza, un lavoro a tempo pieno e tutta una serie di discriminanti che viviamo anche noi, non riesci a trovare una casa in affitto. Quindi è veramente, a livello economico siamo messi male. Guarda Silvia, ti ringrazio per come hai spiegato, perché a casa non sanno tante cose, perché nessuno le dice. Non c'è questa trasparenza di capire cosa succede fuori di casa tua, in queste strutture, nelle comunità, perché sono chiuse, sono delinquenti, sono spacciatori, sono ladri, ci mancherebbe. Io le ho vissute queste cose, e li vedevo passare davanti a Villa Margherita, ma passavano a largo. Ho visto questo ragazzo che si è preso 3 libri che io avevo messo a disposizione, avevo aperto una piccola biblioteca libera, ripreso dall'educatrice perché ne aveva preso 3, ma io ho voglia di leggere. Gli ha detto: ma tu ne devi prendere uno. Io ho guardato e ho detto: ma glieli regalo? No, deve prenderne uno. Professor Minello, non siamo inclusivi, mi dispiace dirglielo, la scuola non è inclusiva, una parte della scuola, ma io penso agli insegnanti di sostegno. Dove sono, professore? Dove sono? Io ho una ragazzina di 14 anni, che forse lei ne ha sentito anche parlare, Lisa, che non parla ma sente. Ho dovuto mettere un avvocato per farla andare a scuola, ma nonostante questo anche questa settimana ha fatto 2 ore in tutta la settimana perché manca l'insegnante. No, professor Minello, mi dispiace contraddirla, è una scuola inclusiva per chi può permettersi la scuola inclusiva, ma per chi non può permetterselo non c'è. Non abbiamo a settembre abbiamo sempre il problema degli insegnanti, non ci sono insegnanti di sostegno. Perché? Perché bisogna investire, professore, non c'è niente da fare. E poi questo scambio, nel momento che ho l'insegnante di sostegno, all'improvviso parte, va da un'altra parte, viene spostato, nella disperazione totale del ragazzo, della ragazza e della famiglia, perché è anche difficile trovare un equilibrio con queste persone. Non siamo inclusivi, mi dispiace professore contraddirla, la scuola che dice lei è inclusiva, ma quella che vedo io per le fragilità assolutamente non è inclusiva. Prego professore. Ma allora io rimango sempre dell'idea che appunto che la scuola sia inclusiva, poi ripeto, gli insegnanti di sostegno ci sono, molti lavorano molto bene, io non sono dell'idea che questa figura dell'insegnante di sostegno andrebbe valorizzata, andrebbe ulteriormente rafforzata all'interno delle scuole,
però non mi sento di dire che non ci sono insegnanti di sostegno o non sono, o la scuola non è inclusiva. Io credo che tutto si possa migliorare, quindi anche l'organico sicuramente, siamo d'accordo, però voglio anche dire che alla scuola non si può chiedere tutto. La scuola ha una funzione educativa, ha la funzione di creare, diciamo, di formare intellettualmente sotto il profilo dell'istruzione, dell'educazione le persone, però non può essere delegato tutto alla scuola, perché la scuola è fatta di tanti equilibri, è fatta di tante difficoltà ogni giorno da conciliare, da risolvere, e credo che in questo momento la scuola sia sotto tiro, diciamo, per tanti aspetti. E va anche detto, a proposito, perché bisogna essere chiari su questo, va anche detto che a fronte della grande responsabilità, pensiamo tutti noi, no? Pensiamo tutti noi che grande responsabilità ha un insegnante oggi, che è quello di formare le generazioni del futuro. Va detto anche che oggi lo stesso insegnante, sia esso di ruolo, sia esso di sostegno o della materia e così via, non è che riceve una grande valorizzazione né dal punto di vista, diciamo così, del ruolo e tantomeno rispetto ad altre situazioni in Europa anche sotto il profilo finanziario, perché bisogna dire tutte le cose da questo punto di vista. Quindi se vogliamo investire nel sistema per fare una scuola ancora più accogliente, ancora più inclusiva, è necessario investire risorse finanziarie e in strutture, perché altrimenti non è possibile. Le nostre aule non sono barriere all'ingresso, sono barriere architettoniche per molte persone che oggi hanno delle disabilità, sia a tutti i livelli e gli ordini della scuola, anche all'università. Ci sono aule che non consentono di svolgere determinate attività, non consentono di svolgere determinate deambulazioni da parte dei ragazzi, quindi è un problema secondo me complessivo. Poi è chiaro che ognuno di noi, come dire, trova il proprio bersaglio, perché chi diciamo accusa la scuola, chi accusa l'insegnante di sostegno, chi accusa l'insegnante, cioè sono tante le cose, però alla fine è proprio una scelta. Se tu vuoi investire sul futuro e sul domani, devi partire secondo me appunto dalla scuola, però alla scuola non gli si può chiedere tutto, anche responsabilità. Professore, devo correre, se no non ce la faccio. Prego, Vanna. Io volevo un attimo sottolineare, visto che nelle scuole io in un anno almeno incontro più di 1000 ragazzi, per cui non dico che ho le mani in pasta nel modo completo, però diciamo ho una visione. Se i ragazzi che noi incontriamo dentro, soprattutto come diceva Silvia, 5 anni fa non c'erano, tanti di 14 e 15 anni, c'è qualcosa che non sta funzionando. Nelle scuole io vedo che ci sono degli insegnanti che hanno veramente a cuore i progetti proposti, ci sono degli insegnanti che alle volte mi dicono devo rimanere in classe o posso stare fuori, e magari fa altro. Ecco, l'insegnante che sta in classe quando c'è un'associazione, quando c'è comunque una persona esterna, è obbligatorio, dovrebbe rimanere sempre presente, se non altro anche per portare avanti quello che è il discorso che hanno affrontato. Allora io dico sì, la scuola, non tutto, e ricordiamoci che i ragazzi che noi troviamo dentro erano prima fuori, e la scuola ha il suo compito, perché diceva un vecchio saggio africano: per crescere un fanciullo ci vuole un intero villaggio, e la scuola è una parte del villaggio. Silvia? Confermo quello che ha detto Vanna, noi iniziamo con le testimonianze addirittura dalla quinta elementare, quindi incontriamo bambini, trattiamo il tema del pregiudizio, del bullismo,
ed è una cosa che è forte, è stata richiesta, e quindi anche questo è un campanello d'allarme molto importante. Ci sono realtà, comuni che ci chiedono un supporto, gli assistenti sociali ci chiedono un supporto, e noi per quello che possiamo cerchiamo di strutturare un'attività ad hoc per l'attività, per questo tipo di richiesta. Quindi dalla quinta elementare alla quinta superiore c'è tanto lavoro da fare, c'è una sensibilizzazione che non è mai troppo presto per partire, anzi Vanna potrà spiegare meglio di me quanto è stato bello, coinvolgente dare, ma soprattutto ricevere in modo molto semplice e puro dai bambini di quinta elementare quello che loro hanno percepito dell'attività che si fa all'interno dell'istituto penale per minorenni o al circondariale. Vanna? Sì, io volevo anche sottolineare questo. Dalla quarta superiore io sto vedendo i ragazzi sono emancipati, i ragazzi ti ascoltano e ti vengono anche dietro se la proposta è buona. Io direi che dalla quarta superiore si parla di cittadinanza attiva, stimolare i ragazzi a essere partecipi del mondo, a prendersene cura di questo mondo. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Vede, professor, anzi abbiamo Leone da Trebasele che prima. Vai Leone, perché so che dopo il professore deve andare via. Prego Leone. Ciao grazie, saluto io. Per quanto riguarda il razzismo, mi sembra che la nostra società, quella italiana, è impostata nella razza bianca. Cioè i bambini, quando comprano i giocattoli che sono con bambole bianche, lavoratori bianchi, tutto è bianco. Questo è un po' un problema. Bisognerebbe impostare una società che dai giocattoli dei bambini ci sia l'inclusione della colore diverso. Per esempio io quando giravo il mondo ho portato a casa delle bambole nere alle mie nipotine, perché volevo che si abituassero a vedere il colore nero, perché c'hai un impatto. Se non hai mai visto un nero nella tua vita, nella tua adolescenza, nella tua infanzia, quando diventi grande è tardi. Perciò penso che sarebbe meglio che i giocattoli fossero più inclusivi. Per quanto riguarda le case, ho visto in un programma una donna che aveva 4 figli e uno disabile, che le è stata assegnata una casa, è andata per prendere possesso della casa e ha trovato la casa occupata. Allora io dico, com'è possibile che una casa viene assegnata a una donna che ha 4 figli e uno disabile, che arrivi e trovi la casa occupata? Quando una donna gli dai una casa, ci sarà un operatore del comune, qualcuno del comune che la porta là e gli dà la casa. Non è possibile che una che ha 4 figli e uno disabile deve anche combattere con chi gli ha occupato la casa. Com'è possibile? E allora questo paese è proprio tutto butta là, è tutto un miscuglio che non capisci dov'è il buono, dov'è il cattivo, non capisci niente. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Allora, vede professor Minello, lei ha detto una cosa importante. Abbiamo scuole ancora con le barriere architettoniche. Abbiamo ragazzi che vanno anche all'interno di queste aule che non sono sicure. Abbiamo riscaldamenti che non funzionano. Io ho avuto un imprenditore che ha detto qui davanti alle telecamere: la prima cosa che mi chiedevano nei lavori è di spendere poco. Io ho detto, ma stiamo scherzando o cosa? O lo facciamo o lo facciamo il lavoro? No, bisogna spendere poco. Guarda che c'è dentro, ci sono i ragazzi qua dentro, non è che io posso fare questo. E ha rifiutato il lavoro. Poi sento, professore, ho letto i bilanci regionali sui contributi che sono stati assegnati, con tutto il rispetto per le associazioni. Avevo una mamma che purtroppo il bambino, anzi Mattia è stato anche... gli hanno dato l'onore dell'Alfiere della Repubblica, con un papà che si è ammalato di Alzheimer a 35 anni, lei che lavora, lei che da sola deve riuscire a far crescere questi figli e non riesce ad avere un contributo. Poi leggo i contributi regionali, pubblici naturalmente,
e a una dama, non dico a quale, vengono assegnati 240.000 euro a una dama. Poi una sfilza, come dice lei, di contributi, per carità ci mancherebbe, 30.000, 40.000, villaggio di Natale. Questa mamma che avevo ospite è sobbalzata dalla sedia e ha detto: ma come? Ma come? Con quale criterio? Con tutto il rispetto che io posso avere, ma questi numeri mi fanno un male della Madonna, perché io ho un'invalidità e non riesco a percepire un centesimo. Ho i figli che crescono e nessuno mi aiuta. Ho mio marito in una struttura che non dovrebbe esserci, perché è un'altra cosa. I miei bambini, quando lo vanno a trovare, dicono: ma perché il nostro papà è in mezzo a tutti questi persone anziane, vecchi? Mamma, cosa ci fa il mio papà con queste persone? Capisce che non dobbiamo anche iniziare a parlarne, professore, perché anche questa è economia. Siccome sono soldi pubblici, prima di darli, e sempre per la solita storia che tutti sono in campagna elettorale, perciò, come ha detto lei, bisogna dare sempre un pochino a tutti, che così accontentiamo tutti, però accontentiamo i soliti noti, le famose 7 sorelle, tutti gli altri devono morire di fame. Questa mamma deve morire di fame, cosa deve fare per avere? Ma non fa parte, le associazioni sono un'altra cosa, tutti siamo associazioni. Non ho mai visto arrivare tanti soldi su un colpo, con tutto il rispetto, professore. Ma allora, mi scusi, lei tratta economia, ma i soldi pubblici, quando fanno anche tutte queste mega strutture che noi non ne frega più di tanto, perché noi abbiamo bisogno di servizi alle persone, anche diversamente giovani soprattutto, ma anche i ragazzi, dove sono? Chi è che decide come spenderli? Non si potrebbe fare un referendum se quella cosa è proprio utile al paese, al territorio? Perché sono soldi nostri, professore, sono soldi pubblici. Prego, poi la lascio. Grazie. Allora, il tema è: questa signora non deve assolutamente morire di fame, come lei diceva. Questa signora dovrebbe trovare in un paese civile quei servizi che l'aiutino a crescere i suoi figli, e che l'aiutino a accudire le persone care, e quindi questa società civile si basa su un sistema di welfare. Consideri che negli Stati Uniti questo sistema di welfare è ancora molto più diseguale di quello che troviamo noi in Italia, soprattutto quando è lasciato al solo privato. Oggi noi ci troviamo con un sistema di welfare pubblico che è molto finanziato, che assorbe molte risorse, ma che non assicura i servizi essenziali, per cui anche per una semplice visita specialistica siamo costretti a ricorrere alla struttura privata, perché nella struttura pubblica l'aspettativa è di alcuni mesi e qualche volta anche di un anno. Quindi la soluzione passa attraverso una revisione complessiva di tutto quello che è il sistema di welfare, sia in termini di strumenti sia in termini di finanziamento e di risorse. E va detto anche che nel nostro sistema molto è sbilanciato dal lato delle pensioni, perché in Italia noi paghiamo un ammontare di pensioni molto elevato, soprattutto in rapporto alle persone che nel passato hanno lavorato. Quindi questo è uno squilibrio che c'è e che paghiamo a tutt'oggi, e molto spesso nel passato c'erano trattamenti pensionistici, diciamo, che non erano legati ai contributi versati, non erano legati all'attività lavorativa, e questo chiaramente ha creato una zavorra che poi noi ci siamo portati anche adesso. Le generazioni attuali stanno pagando gli eccessi del passato. Ora, risolvere la questione velocemente è difficile, però risolverla in prospettiva si può ancora, ma bisogna che la politica abbia un atto di coraggio anche, e a costo anche di essere impopolare, diciamo, ma di andare a vedere i numeri reali
i numeri reali dei vari disagi, perché altrimenti se la politica non guarda i numeri ma guarda solamente a chi ha la capacità di alzare la voce di più, non ci sarà un riequilibrio in tal senso. Allora, mia nonna mi insegnava questa frase, professore: campa cavalca e l'erba cresce, dico io, anche perché loro vogliono i numeri, hanno però i numeri che vogliono loro, a loro servono certi numeri, gli altri numeri non servono, e questo non fa bene, professore, mi dispiace, non fa bene ai ragazzi, non fa bene alle persone che telefonano e si sentono completamente abbandonate, perché non si investe nella famiglia, non si investe nei servizi, non si investe nella popolazione che sta diventando sempre più anziana, e questo fa molto male, professore, ne pagheremo tutte le conseguenze. Purtroppo è così, perché io tutt'oggi non vedo nessun miglioramento, vedo solo politici che passano il cerino, non è colpa mia, è colpa tua, è colpa dell'altro, ma alla fine chi paga le conseguenze siamo noi, specialmente le fragilità. Beh, sentiamo Antonio, poi la saluto. Vai Antonio. Io devo andare. Sì, pronto, buongiorno. Grazie. Mirella. Buongiorno, prego. E anche buongiorno agli ospiti. Io adesso pago il carburante, lo pago al 50% in più di quello che pagavo 4-5 anni fa. Logicamente, se tu mi fai pagare il carburante, io ho meno soldi da spendere. Andavo al bar ogni 2-3 giorni, adesso non vado più neanche al bar, e via discorrendo. Praticamente i soldi non girano più, praticamente non siamo più liberi di fare un po' la nostra vita, perché abbiamo da pagare tante robe, le tasse, il metano del riscaldamento è raddoppiato, una cosa e l'altra, quindi praticamente a me dispiace Mirella, ma non c'è più trippa per gatti. Io i soldi che ho in tasca sono quelli. Se tu governo mi tassi, io i soldi li spendo per le tasse e non li spendo in altre robe. Così diventa una crisi sociale, le case, i negozi chiudono, perché mi accorgo che anche i negozi stanno chiudendo, la gente non spende più, vai a comprare la roba dove costa meno nelle discount, ma roba scadente, e questo qui è il nostro futuro. Ma io voglio dire una cosa: perché tu, governo, non fai in modo che il sociale sia più equo, che la gente possa spendere? Per quale motivo? Tu mi tassi già all'origine, quando prendo la pensione, già viene tassata quasi al 30%, e in più mi tassi tutto quello che c'è. Praticamente io, Mirella, per non pagare le tasse dovrei prendere la pensione e non spendere niente, perché come esci di casa e vai a comprare qualcosa devi pagare le tasse. E perché? Per che cosa? Per chi? E dopo le conseguenze sono quelle. Se i soldi non ci sono, niente, si blocca tutto. E ancora dico la verità: lasciate i soldi in mano al popolo, che è il popolo che gestisce l'economia, non siete voi politici. Buongiorno e grazie. Grazie a te Antonio, purtroppo devo andare assolutamente in pubblicità, spero che si fermino ancora queste graditissime ospiti, perché abbiamo tanto da parlare. Pubblicità. Graditissimo ospite, è con noi Faustino Lorenzetto, appassionato di tradizioni. Eccolo qua il nostro Faustino, vediamo se è collegata anche Alessandra Sartoretto.
Poi vediamo, eccola qua. Buongiorno, Grazie Alessandra, grazie Sindaco, il grande Sindaco, un Sindaco, una Sindaca con una grande sensibilità, e mi fa molto piacere di averla ancora ospite, perché abbiamo bisogno di capire cosa sta succedendo nei comuni, cosa sta succedendo a questi ragazzi che molti, ma non tantissimi, molti dico io, stanno alzando l'asticella perché nessuno li ferma, la politica non interviene, queste associazioni che ho anche qui presente, Sindaco, stanno cercando di fare di tutto e di più, vero Presidente? Eppure Presidente Favaro l'ha detto chiaramente, è un problema queste leggi che ci sono, ma vengono applicati conforme, non sempre, qualche volta, e non ne andiamo più fuori perché poi l'unico riferimento rimane il Sindaco. Da dove vai a bussare la porta? Dal Sindaco. Allora, com'è la situazione? Ecco, la ringrazio, Sindaco Sartoretto. Beh, allora, per quanto ci riguarda, devo dire che la situazione non è proprio particolarmente preoccupante, ma io mi riferisco solo al mio territorio, al territorio del nostro piccolo comune, quindi siamo solo 4.200 abitanti, quindi il territorio è piuttosto piccolo, la popolazione non è poi così numerosa, quindi riusciamo in qualche maniera in questo momento a tenere sotto controllo quella che è la situazione, però è allarmante, sono allarmanti i segnali che arrivano dal territorio, dal circondario, quindi situazioni che segnalano sicuramente un disagio giovanile che non è da sottovalutare, soprattutto in quei segnali in cui vediamo queste esplosioni, direi, di violenza fra ragazzi, fra coetanei, che non hanno una motivazione, ma al di là del fatto che la violenza non ha mai una motivazione, però si fa fatica a capire perché comunque si arrivi a queste situazioni, a questo tipo di disagio in un'epoca in cui, se vogliamo proprio dirla tutta, i ragazzi hanno tutto. Quindi dal punto di vista materiale sicuramente a loro non manca nulla, dal punto di vista dei servizi possiamo dire che guardandosi nel territorio possono trovare comunque risposte. Quindi è veramente preoccupante questa situazione, soprattutto perché non capiamo da dove arriva. Ecco, quindi questo basta leggere i quotidiani, anche quello di questa mattina riportava sul territorio vicino a noi, nel San Donatese, il fermo di un ragazzo che viaggiava tranquillamente sul suo monopattino, ma portava con sé un'arma bianca, e quindi questo perché dichiarato perché per difendersi, ma difendersi da cosa, ci chiediamo. Quindi effettivamente questa situazione è molto preoccupante. Però, Sindaco Sartoretto, è anche vero che noi ieri abbiamo visto dei sindaci che si sono riuniti, sindaco di Meduna, sindaco di Cessalto, altri sindaci, per la sicurezza dei loro cittadini, facendo loro le ronde. C'è un problema di furti che dilaga, sono bande che arrivano dall'est quasi sempre, molto pericolose, e forse questi sindaci hanno capito che il controllo del vicinato lo devono fare anche loro, perché sono loro responsabili della salute dei loro cittadini. Però mi sembra che in fatto di sicurezza, Sindaco, non ci siamo proprio, perché prima si diceva la sinistra è troppo buonista, adesso abbiamo una destra, però mi sembra che le cose non migliorano, perché si fa fatica ad applicare le leggi, si fa fatica a fermare queste bande dell'est, perché a mio avviso c'è troppa attenzione su quelli che arrivano coi barconi, che non hanno neanche gli occhi da piangere, senza invece vedere la realtà che preoccupa, che sono queste bande che arrivano, un'ora e mezza poi ti rovesciano il paese, se ne tornano a casa tranquillamente nel silenzio di tutti, perché non si interviene, non si vuole intervenire con questi ragazzi, con questi cosiddetti bulli, addirittura la giornata del bullo, io non so se è proprio il caso di parlare di questo, e se non sia il caso invece di investire sulla famiglia, investire nella scuola. Abbiamo sentito anche prima il professor Minello, scuole che non sono a norma, barriere architettoniche non ne parliamo, poi si fanno manifestazioni che non servono a niente per la visibilità di qualcuno. Allora, Sindaco, non pensa che forse lei fa parte di un partito importante, anche che è il governo, mi sembra della Lega, o sbaglio?
No, Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, ecco, ha fatto comunque sempre destra. Ecco, cosa pensate voi sindaci che siete in prima linea anche di interloquire, perché il cammino è troppo pericoloso anche per voi se non investite, le famiglie vengono da voi, è l'unico punto di riferimento che hanno, sanno che se fermano il sindaco per la strada si ferma, sanno che se bussano alla sua porta risponde in qualche maniera, ma avete la coperta cortissima? Come fate? Abbiamo visto che cercano di fare squadra tra di loro per cercare di andare avanti, ma come si fa ad avere un paese due vigili? No, io mi domando se questi noi, siccome mi dicono dai i numeri, no, i numeri li diamo noi ormai, ma come si fa un paese ad avere due vigili, avere avere questo posto di polizia o di carabinieri, cioè per quanto piccolo, ma la sicurezza è una cosa delicata. Prego sindaco. Sì, no, effettivamente è una cosa assolutamente delicata e dovremmo tutti investire di più in sicurezza. Il problema, ad esempio, del sottorganico rispetto a quella che è la polizia locale nei vari comuni, questo è un problema abbastanza diffuso. Diciamo, nel nostro comune, devo dire, siamo anche fortunati rispetto al resto perché abbiamo un vigile ogni 2000 abitanti e le assicuro che è una media anche alta rispetto ad altri comuni anche vicini, però chiaramente con 2 vigili poco si fa e allora si creano le convenzioni con i comuni vicini, così come ce l'abbiamo noi con i comuni di Meolo, Roncade e Quarto d'Altino, per mettere in comune, per condividere le risorse umane oltre che le attrezzature. Però questo comunque tampona fino ad un certo punto. Rispetto alla sicurezza ci sarebbe bisogno veramente di un numero di persone sul territorio molto più elevato, perché i cittadini chiedono questo, i cittadini hanno bisogno di sentirsi più sicuri al di là di quelli che sono i dati rispetto ai fatti, agli eventi che succedono nel territorio, quindi hanno bisogno di una percezione della sicurezza maggiore e bisogna dire che la percezione maggiore la si ha nel momento in cui ci vediamo attorniati o vediamo sul territorio un numero maggiore di forze dell'ordine, siano essi la polizia locale piuttosto che i carabinieri o altro, quindi questo sicuramente. E bisognerebbe investire, in quanto ai comuni effettivamente ci troviamo tutti in difficoltà perché le risorse che arrivano sono sempre minori. Anche quest'anno abbiamo avuto comunicazione di un nuovo taglio ai trasferimenti e questo chiaramente poi si riflette su tutte quelle che sono le attività che il comune deve portare avanti, compresa anche la sicurezza. E allora nascono i comitati del controllo di vicinato, ce l'abbiamo anche noi, che in qualche maniera cercano di dare una mano perché poco possono fare attivamente, anche perché rischiano poi di correre anche dei pericoli, però possono attivarsi per un supporto nei confronti delle istituzioni e delle forze dell'ordine per un controllo, per segnalazioni che effettivamente spesso ci sono e sono anche ben motivate, ben fondate e danno un concreto supporto alle forze dell'ordine per riuscire a risalire a persone non perfettamente limpide e trasparenti nel loro operato, e quindi questo sicuramente è un aiuto di cui noi ci avvaliamo e ringraziamo i cittadini di questo supporto che ci danno. A breve ad esempio noi avremo La fermo un secondo, se no mi cade la linea. Sì. Abbiamo Luciano da Ceggia, poi riprendiamo. Sindaco, vai Luciano. Sì, buongiorno. Intanto volevo ringraziarti per la trasmissione che stai facendo. Grazie. Volevo dire appunto che prima avevi accennato di parlare di sostituire i nomi delle persone disabili o quant'altro che hanno delle problematiche. Il fatto è che io ho una moglie che ha 36 anni che è ammalata mentale, operata 2 tumori e dall'ultimo vaccino Covid è allettata, mangia con la PEG. E io vorrei invece dire di mantenere questo nome, perché le persone hanno diritto di avere un altro nome per essere ricordate di più. Perché noi abbiamo bisogno, io ho la moglie, è allettata da 3 anni, e devo fargli di tutto, sono solo io che faccio questa cosa, perché le case di riposo costano troppo.
che l'assistente sociale mi chiede, sì, che ho chiesto per vedere in che possibilità potevo fare, mi dice ha un conto corrente, adesso sono in pensione, però lavoravo, ho un conto corrente, ha una casa sua, prima mangi quello, dopo vediamo cosa posso fare. Cioè, ci troviamo in un mondo veramente che fa schifo. Come si chiama tua moglie, Luciano? De Toffol Maria Rosa. Maria Rosa. Allora, permettimi intanto di salutare Maria Rosa come donna, come persona. Mentali, E non metto l'etichetta, perché sono sicura che se Maria Rosa riesce a capire, io non penso che lei avrebbe tanto piacere di essere ricordata come disabile, ma come Maria Rosa, per quello che ha fatto, per quello che ha cercato anche di seminare, e il ricordo deve essere di Maria Rosa. Vedi, l'etichetta che chiedi tu è quella che ci ferma, perché questa parola dà molto fastidio, se no avrebbero investito, qualcuno avrebbe investito, se questa parola fosse entrata nei loro cuori. Allora magari Maria Rosa entra di più nel cuore. Maria Rosa, senti che bel nome, che non disabile, che non diversamente agile o handicappata, mongoloide una volta, no, li diciamo tutti i nomi perché sono questi i nomi che usava fin da bambini, e ancora adesso noi quando li vediamo, l'ha detto anche prima Vanna, down, perché? Perché questa è l'etichetta che abbiamo dato e per noi viene normale. Mentre loro vorrebbero essere chiamati per nome. Quando lavorano sono meravigliosi, anzi lavorano meglio degli altri, guai se li vai ad aiutare, mamma mia, lasciami stare. Faustino, cosa vuoi dire? Vedo che condividi quello che dico, poi sentiamo anche la nostra Silvia. Praticamente seguiamo staccata la realtà, adesso queste bande, siamo lì a pagare il passato, non stiamo a farci chiaramente che vuoi provvedimenti, tutto quello che serve, però c'è un vuoto culturale che parte dalla famiglia. Cioè adesso se veniva una signora mi ha detto noi giovani, la mia generazione, non conosciamo il passato, non conosciamo i mestieri, voglio venire, se mi dà disponibilità, voglio venire a imparare a fare i mestieri di una volta, che questa si è laureata in scienze naturali. Io telefonavo a mia cugina, ho detto mi pare di essere Gesù nel Tempio, ho detto che sono io a fare le scuole dei dottori. Questo adesso anche, se dopo si vedono anche i filmati, sono io a cercare con tanta fatica di accomunare giovani di diverse età, li porto sull'osi, facciamo questo lavoro, anche questa. Allora fermo, allora Faustino arriva sempre, non da solo, ma non dice niente a Mirella che vive in dopo, e lui arriva sempre con un'altra persona che meno so. Perciò Giacomo che è qua seduto, dopo vedremo se è la terza parte, ma Faustino mandiamo casa, ma facciamo entrare Giacomo. E Faustino arriva in due, perché arriva in due? Perché Faustino sa che alla Mirella piacciono tanto i giovani, lasciarli parlare, ascoltare, capire cosa vorrebbero, cosa stanno seminando, quanto importanti sono per loro le tradizioni, i valori, perché dobbiamo ascoltare anche loro. Ma Faustino non mi dice niente, dopo mica da crearmi un mondo a parte. Vai Faustino. Però guarda che è un feeling tra me e te, perché un giorno devo pensare, ho detto, Madonna, ho detto a Mirella, sarà buono chiamarmi ti giorni per andare. Il giorno dopo la signora mi ha telefonato, una roba proprio. E io ho detto a Giacomo, vieni che ti verso una strada. Cos'è? Abbiamo Sandra da Padova, poi continuiamo. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Ecco. Io dico una cosa. Purtroppo Mirella, tutti gli aggettivi che si davano, mongoloide, fa parte di una cultura anche di ignoranza, perché cosa vuoi, una persona che adesso magari ha 95 anni continua a dire i mongoloidi perché era il linguaggio comune, cioè non bisogna neanche metterli al muro poverini, perché è una cultura vecchia. Io sono d'accordo con te che bisogna chiamarli per nome, perché sono persone. Io ho qua al centro proprio dei down, come dicevi te, e io li vedo sempre, anzi sono gentilissimi, addirittura uno ha fatto il liceo scientifico, cioè voglio dire, arrivano a fare delle cose che l'essere normale, diciamo, come posso essere io, te o qualsiasi altro, non riuscirei neanche a fare, o forse fanno fatica anche i ragazzi. Poi volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda la sicurezza, Mirella, io lunedì
verso le 7 mi sono ricordata che mi ero dimenticata di prendere una roba al supermercato in Largo Europa. Io sono a 200 metri, dunque faccio presto, e sono scesa e sono andata al supermercato. Siccome anche il piano interrato io ero sotto, quando sono venuta su, che era la chiusura, loro chiudono le porte, quelli che sono dentro piano alla volta li fanno uscire. Mirella, una scena allucinante. Tunisini, marocchini, egiziani, non lo so, si sono presi a bottigliate. Allora, siccome c'è un ragazzo che è alto 1,90 e passa, che è ben messo, ha aperto la porta e ha detto: guardate che chiamo i carabinieri. Sai cosa gli hanno risposto? A noi dei carabinieri non ce ne frega proprio niente. Allora, Mirella, siamo stati chiusi dentro, io ho chiamato mio marito, quando è arrivata la polizia sono stati portati via, non lo so, e lui è venuto a prendermi. Allora, in certe situazioni, Mirella, saranno dei casi, però succedono spesso, io li vedo abitando in centro, ma non è solo, è dappertutto. Allora è chiaro che la gente ha paura, Mirella. Come ti ho già detto un'altra volta, io esco, riesco ad uscire a fare la passeggiata, andarmi a fare la spesa, a prendere il caffè, parlare con questi giovani, perché li conosco tutti, commessi, impiegate. Cioè, io ho detto, quando non ci sarò più, invece di fare i funerali, mettete i soldi in beneficenza. Devo toglierti la parola perché sennò non ce la faccio. Comunque sei stata chiara, ti ringrazio questa testimonianza. Vedi, anche tu, Sandra, hai detto il marocchino, hai detto ecco l'etichetta che arriva, il colore della pelle, il colore scuro, non hai parlato di persone, perché siamo così, e non sono solo i novantenni che adoperano queste parole, sono anche i nostri ragazzi, perché io li sento. Il mio amico è down, il mio amico è disabile e il mio amico ha questo, cioè l'etichetta. Silvia, Presidente, cosa dice? Ecco, come commenta queste telefonate, quello che ha detto Lorenzetto, la sindaca Sartoretto? Mi aggancio all'aspetto della disabilità, portando il mio esempio personale. Prima di tutto quello che è accaduto ero una persona normodotata. È accaduto un fatto e da normodotata sono con disabilità, ho delle disabilità visibili. Questa cosa non è stata facile da accogliere, da accettare e da portare avanti nella mia vita. E tuttora combatto con questa cosa perché non è più come prima, è unica. E a me piace portare avanti questa cosa qua. Cioè, io sono unica, come lo sei tu, come lo è Faustino, quindi come persona sono unica in quello che sono adesso. Tutti noi abbiamo i nostri talenti, le nostre debolezze e questa cosa qui che tante volte cado, come tutti, mi fermo, ascolto quello che sono stata e quello che posso essere, quindi con questa unicità che cerco di portare avanti nel mio piccolo e nel nostro piccolo. Possiamo fare tanto. Il pregiudizio è innato in noi, siamo questo. È uscire dal nostro cortile e quindi rimettere in discussione le nostre capacità, capire che c'è anche una realtà di detenzione proprio fuori dalle nostre porte di casa, che non è detto che insomma dobbiamo accogliere tutti quanti, però sapere che c'è, sapere che può capitare a tutti, io auguro ogni bene a tutti, assolutamente, però l'errore è dietro l'angolo, non si può sapere cosa può accadere oggi o domani. Quindi insomma terrei un attimino i piedi per terra e cercherei di fare un attimino un passo di umiltà grande, ecco. Per quanto riguarda il fatto che ci sono ragazzi che girano col coltellino, sì, lo sappiamo bene, c'è paura e c'è anche la violenza è un modo per identificarsi, per far valere che io ci sono, che posso fare, perché io sono in grado di fare questa cosa, perché voglio farmi vedere che lo posso fare come i grandi, quindi è un meccanismo educativo veramente tanto delicato e profondo, è radicale, cioè dovremmo un attimino rivedere secondo me. Io non sono genitore, incontro i ragazzi, ascolto le testimonianze dei volontari che fanno testimonianze, è difficile, è tanto difficile. Perché per farsi ascoltare la violenza è il modo più veloce, subito. E quindi... Ma anche perché fino adesso queste persone che aiuto hanno avuto?
Là è il problema, perché io dico sempre, Presidente, lo dico anche al Sindaco Sartoretto, che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, imparare, conoscere, essere educato, essere gentile, e chi me lo può insegnare? Allora io non ho la fortuna di avere questi genitori, perché sfortunatamente sono nato su una famiglia diversamente agile, come li chiamo io. E se non ho la fortuna di entrare su quella scuola, come faccio io a sentire un professore qui ospite, Silvia, che io vorrei avere sempre quel professore, averlo su tutte le scuole, che dice: noi insegnanti quando entriamo in classe siamo come sul Monte Bianco, abbiamo una visione davanti e in quel momento noi vediamo tutto, vediamo chi ha paura, chi è sopra le righe, che si sta muovendo in maniera sbagliata, che c'è qualcosa che non va, basta guardarli. Il problema è che non li guardiamo più. Perché? Perché forse non c'è più quella passione di fare l'insegnante che c'era una volta. Per tanti motivi magari si è persa, ma tu quando entri in classe devi avere la passione di essere insegnante, perché questi ragazzi ti stanno guardando. Questi ragazzi, scusate ma sto aspettando una telefonata importante ogni tanto. Questi ragazzi ti stanno ascoltando e tu devi essere presente, devi entrare, devi intrigarli, devi commuoverli nella lezione. E non vedo questo, ha detto Mirella, non lo vedo. Un insegnante avrà avuto il coraggio di dirlo, Presidente, non lo so, però questa è la verità. Perché quando io trovo queste ragazzine sotto la loggia dei Cavalieri di 14 anni, strafatte, appena uscite da scuola, e solo io mi fermo perché tutti hanno paura, e queste ragazze sono anche violente, perché non ci sono con la testa, non è colpa loro, la droga beve il cervello, e mi insultano, ma io non mollo, rimango là e dico: adesso chiamo chi di dovere, io vi fermerò. Ma chi sei tu? Ma pensa ai fatti tuoi, per non dire perché hanno un linguaggio che è terribile, ma chi se ne frega del linguaggio, tanto so che non sono loro che parlano. Però la paura di intervenire. Ma sono 3 ragazzine. Ma come faccio ad aver paura di 3 ragazzine strafatte? Eppure la paura, il disagio, perché c'erano tante persone che passavano, anzi mi guardavano come dire: mamma mia. E invece non deve essere così, non deve essere. Allora io mi domando: ma dove studiavano queste ragazze? Su quale scuola? Possibile che nessuno si sia accorta? Perché non penso, Silvia, che al mattino fossero così belle, non penso, visto in che condizioni erano. Ecco, Faustino, quello che dici tu, ecco, il voler vedere, il voler essere curioso, capire, intrigarli, tu stai facendo questo con i giovani? Adesso, come associazione Monsignor Dognana, arriva questa ragazza che già, perché praticamente mentalità aperta e accetto tutte le novità che entra. Stiamo creando un gruppo sfruttando le tecnologie praticamente e qua adesso siamo tutti quanti, dai bambini, dai ragazzini a quei più adulti, per cercare di creare un gruppo che vuol dire magari trovarsi una volta al mese a fare 4 chiacchiere, oppure abbiamo sta oggi che è un ambiente a fine del mondo e ora facciamo se troviamo per fare pulizia, se troviamo per fare queste robe qua. E adesso, da aver tirato via tutte che robe sotto campi, le robe tirate via quasi meglio. Qui ragazzi? No, sono partito da solo, ho cavato il questo e a Pignata. E adesso che sei Nicola, che sei venuto qua, che ti ho conosciuto, facciamo questo, facciamo quello. E sei appassionato, che ho aperto gli occhi, perché non sei che sia il mago che fa così e tutti che correte io. Perché del resto, se no, fin adesso erano abituati che sì, guarda, aspetta che vengono, qualche centinaio di persone. E tra l'altro sono ottimista e mi dice: arrivo da qua 2 settimane e per 15 giorni sono contento, so che ne arriverà, ma intanto Però creare comunità, stare insieme, come lavoro, discutiamo, facciamo baruffa, e da 7 anni cerchiamo di parlare e lui recepisce, o coevo qua a scuola. E torna a casa, no, la maestra mi ha spiegato dei bambini ebrei che ha spiegato Shoaf. Una maestra delle prime elementari. Ragazzi,
ragazzi qui a portarla non so dove, e che ha spiegato con dettaglio dei fatti veri, non che raccontava. E quindi fai i complimenti alla tua maestra. A Santa Cristina, una scuola di periferia, una scuola emarginata. Ma che emarginata? Che ha fatto una recita che neanche l'Antoniano non riesce a passione delle persone, perché Mirella, se maestra non ha passione, non ha. Appunto. Allora andiamo a vedere queste immagini più audio, la mangiatoia delle cince. Andiamo a vedere. Se dica discorsi profondi. Questi sono semi di girasole. Hai capito? Nonno, tu conosci tutto. Insomma abbastanza. Per cince, frosoni, diverse specie di uccelli. Invitiamo tutti i bambini di Santa Cristina, Quinto, Morgano, fare una passeggiata e venire fin qua, portare un po' di semi. E quelli della mia scuola? Non ho capito. Quelli della mia scuola? Anche quelli della tua scuola? Forte, brucchetto! Cosa hai trovato, un brucchetto? Sì, credo sia morto. Dal freddo. Ogni anno a gennaio, a febbraio. L'acqua finita. Sindaco Sartoretto, eppure abbiamo un territorio meraviglioso, fantastico, con dei percorsi anche per questi ragazzi che sono vicino all'ambiente, basta vedere, sono loro che manifestano per l'ambiente, io non vedo i diversamente giovani, sono loro che chiedono un futuro più green. Quanto è importante anche per un sindaco far conoscere il territorio? Ad esempio anche a lei chiedo, ecco, le origini del nome Fossalta, perché Fossalta di Piave? Allora, qua ci sono delle versioni anche un po' contrastanti. Fossalta, Fovea Alta, arriva da questo nome il nostro paese. Sembra fosse su una sorta di letto di un fiume che originariamente passasse di qua. Però ci sono versioni che sono contrastanti l'una dall'altra. In ogni caso noi sappiamo che il nostro territorio per alcuni tratti è al di sotto del livello del mare in alcuni punti. Poi nel tempo, nella storia, ricordiamo che nel centro del nostro paese arrivava un canale, la Fossetta, che veniva utilizzato per i trasporti verso Venezia. C'è chi dice che fosse usato per i trasporti del pane verso la città, e quindi comunque un paese nato intorno ad un'attività commerciale, quindi intorno ad un corso d'acqua. Tuttora noi abbiamo il nostro Piave che ci lambisce e che quindi ci dà, rispetto al valore del territorio che diceva prima, veramente un valore aggiunto, perché lungo il tratto, diciamo, che costeggia il nostro paese è uno dei più belli dal punto di vista anche della vegetazione, della biodiversità del nostro territorio. Quindi è un percorso, un tratto sicuramente da valorizzare con i nostri giovani, con i nostri ragazzi, per agganciarci ai discorsi che facevamo prima, perché è un sistema, è un metodo anche educativo, no, per loro, per riportarli alle cose belle, alla nostra storia, alla natura. Veramente ne vale la pena. Nel nostro territorio poi ci sono anche delle belle piste ciclabili che costeggiano il Piave, sia sul lato destro che sul lato sinistro, e che addirittura da noi arrivano fino al mare, quindi un percorso anche naturalistico veramente degno di nota e che vale la pena di far conoscere e di portare a frequentare anche i ragazzi, perché riescano a ritrovare un qualcosa che li gratifichi, che li distragga da quelle che sono quelle situazioni che vediamo. Prego. Allora, visto che abbiamo questo territorio, e come dice Faustino Lorenzetto, che c'è eroe, che c'è l'erba, che c'è tanti lavori da fare, perché non impiegare questi ragazzi con i quali parla magari Silvia? Perché io sono convinta che del buono c'è dappertutto, basta tirarglielo fuori.
Ecco, se lei, sindaco, Silvia, dicesse vengo là con una bella squadra di questi ragazzi ecco, a conoscere questo territorio, anche a metterci del loro per far bello questo territorio, come li accoglierebbe? Sicuramente sono iniziative e situazioni lodevoli, meritano attenzione, meritano di essere condivise e avvallate, come ad esempio da noi succede in maniera abbastanza sistematica che ci sia l'associazione degli scout che così lavora per i ragazzi del paese e che in maniera sistematica più volte l'anno si ritrova, organizza dei campi piuttosto che delle attività ricreative. Sindaco, io voglio parare da un'altra parte, voglio parare con quelli che dovrebbero avere questa possibilità di recupero e ci dimentichiamo di loro, certo. Perché io capisco gli scout sono i normodotati, li chiamiamo così, no, sono normodotati, ma abbiamo tante associazioni. Ma andiamo a vedere le fragilità, come riuscire anche a far capire loro che quando uscirai da questo percorso che devi fare qualcuno può tenderti la mano perché conosci, perché hai avuto dei contatti. Vogliamo forse avere una visione un po' più ampia, sindaco? Beh, ma nessuno dice di no, assolutamente. Se nel momento in cui dovesse arrivare una richiesta, sicuramente viene vagliata e viene attenzionata nei dovuti modi. Ma qua la voglio, sindaco, perché siamo sempre dalla parte politica adesso, ma la politica mi deve permettere di fare questo, invece mi mette tanti paletti davanti, trasporto, assicurazione, sicurezza. Silvia, non è così facile far uscire questi ragazzi. Prego, Presidente. Assolutamente no. A livello tecnico è molto delicata la cosa, però non è assolutamente facile, anzi c'è tutta una rete che va all'aspetto giudiziale, gli assistenti sociali, l'UEPE, gli educatori, insomma c'è una rete che va ben strutturata. Con l'esterno si può pensare di fare qualcosa, adesso io non sono competente in materia, lo ammetto, si può pensare più che volentieri di poter aprire queste strade, sicuramente, perché l'attività di cui parlava Faustino è una cosa veramente meravigliosa, rivalutare il lavoro anche di un tempo o reinserire comunque il ragazzo e magari far vedere che ci sono delle doti che uno non sa neanche di avere. Allora, sa perché Silvio ho detto questo? Perché io ho visto quando ero a Villa Margherita, devono ancora darmi risposta, il sindaco per cortesia se vuole anche rispondere, il sindaco Conte, questi ragazzi che dice lei, a un certo momento, siccome il parco è molto grande, ne vedo uno che abbracciava un albero, ma proprio lo abbracciava. Ho detto, Madonna, cosa sta facendo quel ragazzo là? E quando mi sono avvicinata, gli ho chiesto, hai bisogno di qualcosa? Pensavo magari che stesse male, perché hai sempre quel problema là, no? Il problema della sicurezza. Mi ha detto, mi sento libero perché sto abbracciando un albero. Mi sento libero perché finalmente riesco... ed è andato ad abbracciare un albero, l'albero che dava fiducia, sicurezza. Faustino, cos'è l'albero? Che adesso praticamente è fatto da un ragazzo così, dice, cioè, scusa, ho sbagliato, una volta dice, che ragazzo, invece adesso che c'è sempre più sto contatto con la natura, è il fatto di stare in mezzo, è il fatto che i cugini di campagna che mi danno a mano sull'oasi, che sarebbe abbastanza di gente di grinta, che dice mi quando cugini di campagna, è il complesso? No, beh, uno canta sul coro di Alpini Treviglio, io metto in mezzo in modo. Hai detto cugini di campagna? Sì, che abita in fianco a casa. E praticamente sento che stavo bene, cioè che c'è veramente ma dopo bisogna, secondo me, distinguere che poche robe che si riesce a fare, perché questo discorso delle norme te diventi matto. Mica ho cercato di fare un salto di qualità sempre con questa signora, quindi facciamo una APS, che non sapeva neanche cosa è, Associazione Promozione Sociale. E mi ha dato 50 fogli da lesa, quello che c'è il regolamento, quel finale che scrive tutto quello che abbiamo scritto non può non essere valido. E ora ho detto, ragazzi, stiamo qua in compagnia, perché APS ti metti in regola che ti puoi avere contatti con il parco, con l'amministrazione, e se questo mia che ti vuoi andare... Aspetta che vediamo altre immagini che hai mandato molto belle, questo recupero, boschetto, ontani, alberi, eccolo qua, alberi, vai.
Eccoli qua. Qua, quanti ontani? Ah, che ne è una caterva qua dentro. Verrà un bel boschetto di ontani in futuro. È una bella zona rifugio, un bel hotspot di biodiversità. A parte che lo è già, però vi aiutiamo a raggiungere Cosa che trovato di interessante? E niente, in mezzo al rovetto, al boschetto aggredito dal rovetto, abbiamo trovato un platano spontaneo al manco. Ma è una pianta difficile? È abbastanza una rarità trovare un platano spontaneo, non se ne vedono in giro. Basti pensare a quanti viali alberati di platani che ci sono in giro, non ci sono tanti platani spontanei poi, ci sono solo le piante madri. A parte che tanti saranno magari anche sterilizzati. Guardate che belle queste immagini, veramente belle, complimenti Faustino Lorenzetto. Allora, cos'è la passione, ecco, per dei valori, delle tradizioni, supportare, perché sono delle classi politiche, specialmente i nostri, la Lega, mi sembra la Liga, valori, tradizioni, ma poi nel piatto lo mettono, tu ne hai diversi amici mi sembra, o sbaglio? Amico, diremo che mi fondo soprattutto sui valori e sulle passioni. Il discorso che fa anche a bambini che mamma fa un sussulto e che dico, tu studiare, mettivi insieme e ne in politica, perché là comandè. Se no, come Faustino che da una vita e passa dal semo del villaggio, poco più, bravo, così uno decida di spostare un vanghetto, guarda, vedremo, non so se potremo, eccetera. Io sono stato bruciato da giovane come piccolo democristiano, perché a una riunione io ho detto asilo nido per donne. E ho detto, se mi avessi insegnato a servire, se c'è l'esigenza e che c'è i soldi, fermo così, apri il cielo e me ne hai detto di tutti i colori. Si stava con bene, perché da là c'è nato il gruppo sportivo Olimpo, che adesso è a 50 anni, sì che un lavoro si sta fatto. Adesso mi lo dico anche un po' in un modo eufemistico, però questa è la realtà. E dopo anche sto gruppo che sembra di fare, con rispetto, vengo se posso, ma un se posso, no? Se non me ne frega una Madonna, non mi interessa. Vengo perché cioè, è una festa, se non è una festa, stiamo a casa. La festa invece che ha fatto a Fossalta, questo concerto per il Vajont, andiamo a vedere. La Vergine Maria che si trovava nella chiesa di Longarone, quando ci fu il disastro, venne portata dalle acque del Piave per 100 km fino a Fossalta di Piave, dove fu trovata. Allora questo ha creato un grosso legame tra Longarone e Fossalta di Piave. Oggi quel filo che lega Longarone a Fossalta di Piave viaggia anche su uno spartito musicale grazie all'associazione culturale Concentus Musicale Veneto, formata da professionisti e appassionati di musica, con un occhio speciale alla formazione dei giovani musicisti. E si inquadrano anche così, proprio alla chiesa parrocchiale di Fossalta, questo è il prossimo sabato, i primi passi del festival Il Paesaggio Musicale Contemporaneo, iniziativa che segue l'opera Vajont prima, durante e dopo, una tragedia italiana, promossa dall'associazione e andata in scena durante la commemorazione del 60° anniversario della tragedia. Noi fisicamente siamo in 4-5, no? Dopo ci avvaliamo di studenti, ci avvaliamo di ragazzi del conservatorio per determinare il tipo di programma che vogliamo portare a termine, insomma. Quindi coinvolgiamo più musicisti possibili proprio per questo motivo.
Allora, Sindaco, intanto riusciamo anche a capire che la storia è storia, giornata della memoria, lunedì giornata del ricordo, il Vajont, tante tragedie che ci accompagnano nel nostro percorso e la storia va conosciuta, va capita, va ascoltata da chi anche l'ha vissuta. Già abbiamo ormai poche persone che ancora resistono, perché bisogna anche resistere con tutti i paletti che mettono a queste persone. Eppure si va avanti. Prego, Sindaco. Grazie delle immagini che avete proiettato, avete mandato in onda. Ecco, la chiesa che si è vista è quella in realtà di Longarone, non è la chiesa di Fossalta. Quel concerto di cui si parlava è stato presentato a Longarone e anche a Fossalta in contemporanea, a distanza di un giorno l'uno dall'altro, proprio in commemorazione del 60° anniversario di quella tragedia, che poi ha messo così in comunicazione e ha creato un filo di amicizia fra questi due comuni, fra il nostro, fra Fossalta e Longarone, proprio sulla scorta, o comunque nato dal ritrovamento della Madonnina, della Madonna di legno. È una Madonna di legno, una statua di legno molto bella, che le acque hanno portato fino a Fossalta e che il signor Walter Zamuner, allora ventenne, ha recuperato con una tenacia e un coraggio veramente invidiabili. E qua è sempre bello ascoltare il signor Walter che ci racconta in prima persona, e qua mi riallaccio a quello che stava dicendo, quindi ascoltare la storia raccontata da chi l'ha vissuta, no? Quando il signor Walter racconta la storia del ripescaggio, del ritrovamento di questa Madonnina, che poi ha costituito l'inizio di una bellissima amicizia, di un rapporto fra questi due comuni, pur se lontani, è veramente emozionante ogni volta, anche se la si ascolta 100 volte, è sempre veramente molto emozionante. Quest'anno l'abbiamo rivissuta perché il signor Zamuner ha voluto fare un dono particolare alla parrocchia di Fossalta. Ha commissionato un quadro che ritrae la Madonna di Longarone. Sullo sfondo del quadro abbiamo la diga del Vajont e abbiamo il Piave con le sue acque, e nella cerimonia appunto di donazione di questo quadro alla nostra parrocchia si è rievocato tutta quella che è stata la storia tragica, i tragici momenti di quell'anno del 9 ottobre del 1963, che tra l'altro caso vuole che il 9 di ottobre del 2024 la nostra comunità è stata segnata da un altro tragico evento. È stato proprio una fatalità, un caso però che fa pensare, perché il 9 di ottobre è successo quel dramma che ha coinvolto i gestori del ponte di barche che attraversa il fiume Piave all'altezza proprio di Fossalta e di Noventa di Piave, e che nella tragedia nella quale ha perso la vita appunto Gianfranco, uno dei cugini che gestiscono il ponte. E proprio lo stesso giorno, il 9 di ottobre. È una situazione un po' particolare che abbiamo subito rilevato, così sembra più di una coincidenza, come le acque del Piave hanno portato nel 63 la Madonna da noi, creando questa amicizia. Il 9 di ottobre del 2024 le acque del Piave si sono portate via una persona, e quindi così, ecco, la storia soprattutto nei momenti tragici ci segna, ed è bello e giusto sentirla raccontare da chi effettivamente l'ha vissuta, perché ci porta un valore aggiunto rispetto a quello che poi invece possiamo avere leggendola, per quanto bene sia scritta nei libri di storia piuttosto che in qualche racconto o saggio sull'argomento. Senta, Sindaco Sortoretto, come mai è così preparata proprio della sua storia, la storia di Fossalta? E questi ragazzi, ecco, che vivono questo paese, conoscono questa storia? Perché io ai sindaci faccio sempre l'esame del nome del paese che provengono. Sai, e devo dire la verità che li trovo veramente, fino adesso almeno, tutti molto preparati. Perché loro non sanno che Mirella chiede il nome, Mirella, non farmi domande strane, perché non sanno cosa chiedo. Ma io penso che sia importante per un sindaco, quando io chiedo l'origine del nome del paese che tu sei sindaco, sapere di cosa parlo. E sento che lei ha proprio questa passione, l'ha sempre avuta. Com'è nata questa passione, sindaco?
Allora io sono originaria di Fossalta, quindi sono nata qua, ho sempre vissuto qua. E sono particolarmente legata sia al mio paese, ma perché è il mio paese, perché ci vivo, ci sono cresciuta, ho frequentato qui le scuole, chiaramente fino alle scuole dell'obbligo. Mi sono sposata qui, i miei 4 figli sono nati qui, hanno frequentato queste scuole, hanno frequentato le attività del paese, ricreative, extrascolastiche, lo sport piuttosto che la musica, e questo mi tiene particolarmente legata al mio paese, ci tengo. In effetti la mia missione da sindaco è quella proprio di seguire e far sì che il mio paese riesca a trovare un suo equilibrio, a valorizzare quello che il mio paese può dare. Per cui penso che sia veramente importante insegnare ai ragazzi quella che è la storia del nostro paese. Per l'episodio che vi raccontavo prima del Vajont, abbiamo coinvolto anche, che le scuole sono state coinvolte anche in passato, quindi è bello e vediamo che loro sono sempre molto attratti dal conoscere la storia del paese. Questo dovrebbe essere un po', come dire, dovremmo cercare di spingerlo anche di più su quella che è la parte della popolazione un pochino più adulta, perché chiaro, tante persone arrivano da fuori, si insediano in paese e non hanno la storia, ma riuscire a trasmetterla perché si appassionino, perché si leghino, perché frequentino e partecipino alle attività del paese, questo è un obiettivo che sicuramente molto importante. Grazie abbiamo. Sindaco, grazie. Esatto. Allora vediamo come ci Grazie saluta la nostra Presidente Alessandra. Ecco, scusa Alessandra, Silvia Favaro, come ci saluti, con quale messaggio vuoi lasciarci? Lasciamo il posto a Vanna. Io intanto ti ringrazio di questa opportunità che ci hai dato e invito tutti quanti a fermarsi un attimo, ad ascoltarsi e ad uscire proprio dal proprio giardino, perché c'è tanto di bello da poter fare nelle proprie comunità, di poter accogliere persone in difficoltà che magari non hanno neanche il coraggio di chiedere aiuto, e quindi avere questa attenzione e cura verso le relazioni, ecco, mettendoci il termine comune che mi sembra sia venuto fuori più volte, passione in quello che si fa. Passione, grazie a Silvia Favaro, Presidente La Prima Pietra. Andiamo a vedere invece cosa ha fatto, visto che abbiamo visto la natura, gli alberi, il legno, cosa ha fatto Ludovico, costruisce Pinocchio per i 100 anni della bisnonna. Andiamo a vedere e facciamo il cambio con Vanna. Allora, vediamo questo bambino che sta costruendo questo Pinocchio, che chi è che non si ricorda e che non vorrebbe ritornare a sentire la storia di Pinocchio, penso io.
ma soprattutto guardate tutti gli arnesi che usa questo bambino, non ha i guanti, i rumori, giustamente Faustino non ha messo musica perché sono i rumori reali di questo lavoro di questo ragazzino, bambino di 11 anni. Ecco, perché? Perché Lorenzetto l'ha accompagnato nel suo percorso. Allora Vanna, cosa vuoi dire? Questo bambino che sta costruendo questo Pinocchio, eccolo qua, per la bisnonna di 100 anni con le sue mani, guardatelo, guardatelo, guardatelo. Lui è già sorridente, è una cosa creata da lui. Cosa dici, Ivana? Io dico Mirella, questo è amore e questo è un segnale che noi dobbiamo tenere forte e acceso dell'amore dei piccoli verso i nonni. Ecco, noi diamoci da fare affinché questo rimanga, anzi diventi ancora più forte. Ma non pensi che questo bambino, è quello che ho detto prima, Vanna, è fortunato a essere nato su quella famiglia, avere questo nonno e questa nonna che io conosco e che saluto, meravigliosi, che gli insegnano il percorso fatto di tradizione, di valori, anche di sacrificio, perché devi impegnarti quando fai le cose. Eppure questo bambino, guardatelo che felice, non è un bambino depresso, non è un bambino triste. Violento. Forse dobbiamo fare questo anche con i tuoi bambini? Sì, allora viva anche quella che è la testimonianza dei diversamente giovani, questi diversamente giovani che tanto hanno ancora da dare a questa società, a questo futuro. Aspetta. E far innamorare i ragazzi, questo è importante. Se io ci metto amore, amore arriva. Allora Faustino ha detto i vecchi e mia Mirella ha detto no, ho detto perché per me no. L'occhio non invecchia mai intanto, caro Faustino, l'occhio è sempre vigile, vivace, se uno ha la fortuna. La passione che accompagna ancora i diversamente giovani, perché io li vedo nel mondo del volontariato, abbiamo loro, non abbiamo i ragazzi, è quello che mi preoccupa, dobbiamo accompagnarli perché arrivino, prego. Anche qua è un tessuto sociale. Alessandra, la mamma di questo bambino, fa la stessa San Martino, fa parte dei scout. I 28 costumi, per esempio, Santa Cristina in prestito va a fare questa manifestazione e c'è un continuo rapporto. Faustino, Ludovico che spacca lame e segreti, fammi un piacere, dammi una mano, tu portio qua che vediamo cosa. E me nel contempo ho messo in moto cosa che ho fatto. E da qua che nasce, dopo il cielo che c'è. Questo, a 11 anni sono al piano. Cioè, purtroppo è un difetto forse che somiglia a qualche altro, che ha tante passioni, però tranquillo e senza e dopo manualità, tutte queste robe qua, però bisogna anche qua, sulla scuola, una roba del genere, ma cosa comporta? Enorme CE? Un segreto alternativo. Un trapanetto. Un trapanetto, insomma no. E guai chi si fa male, guai chi si fa male. È scomparsa questa roba qua. Sentiamo come ci saluta il sindaco perché ormai il tempo è terminato. Allora, sindaco Sartoretto, come ci saluta? Bene, grazie. No, io vi ringrazio dell'invito e dell'opportunità. Ho sentito veramente tante belle cose oggi, tanti bei ragionamenti, soprattutto sull'unicità dell'essere diversi. All'indomani della giornata dei calzini spaiati, no? Che era ieri e che vedo che viene riproposta sulle scuole come sistema, come metodo per i ragazzini di far apprendere quanto importante sia il capire che ognuno è unico e ognuno è diverso dagli altri, ma la bellezza sta proprio in questo e quindi mi auguro che questi segnali nella scuola vengano dati sempre di più proprio per passare loro un messaggio, insegnare loro una cultura che sia sicuramente più inclusiva, più attenta al soggetto più fragile, a quello che può avere più difficoltà. Ma sono state dette delle belle cose anche rispetto diceva il signore Faustino prima,
la famiglia, no? Tante situazioni di disagio arrivano proprio dalla famiglia, quindi bisogna lavorare, a mio avviso, non solo con i ragazzi che hanno difficoltà e che hanno avuto dei momenti difficili, hanno fatto degli errori, ma bisogna lavorare con le famiglie perché possano non abbracciare nel momento in cui sentono la libertà di abbracciare un albero, ma possono riabbracciare una famiglia che li accoglie, che li sappia gestire. Bisogna vedere se c'è però la famiglia, caro sindaco, là è il problema grande, perché se non c'è la famiglia chi vado ad abbracciare? Meglio abbracciare l'albero che non abbracciare certi genitori, però, dico io. Per questo che bisogna lavorare sulle famiglie, non solo sui ragazzi, bisogna lavorare sulle famiglie. Sa cosa mi ha detto un ragazzo, sindaco? Mi ha detto, sai Mirella che sono confuso, perché ho detto tesoro sei confuso, poi non so più chi è la mia famiglia, ho 3 mamme, 6 fratelli, 3 papà, io non riesco più a capirci niente, ho una confusione, tu mi hai detto vai a casa, vorrei chiedere su quale casa devo andare perché veramente sono confuso. Grazie sindaco Alessandra Sartoretto di essere stata con noi, sindaco di Fossalta di Piave, grazie. Vanna, come ci saluti, che messaggio vuoi lanciare? Grazie. Tanto scuola di giardinaggio sicura, si parte, questa garantita con Faustino. Che femo veda il giardiniere. Aspetta un attimo, vai Vanna. Allora, volevo solo sottolineare una cosa, Mirella. Io sono d'accordo con te per la dicitura diversamente abili, agili, eccetera. Infatti mi fa un po' specie che questa associazione AIPD, marca trevigiana, dice proprio questo, Associazione Italiana Persone Down. Dobbiamo già partire da là, dal dare un nome. Allora io ti ringrazio Mirella, perché tu tieni sempre aperti i riflettori su quella che è il mondo del carcere, il mondo dei ragazzi in pericolo, e con la tua sensibilità possiamo veramente fare la differenza nel tempo. Poi volevo lasciare questo messaggio. Io credo sia importante creare una cultura dell'inclusione e testimoniare, io insieme a te, a tutti, chi ne ha la possibilità lo deve fare. Dobbiamo uscire da quello che è la nostra nicchia. Ogni persona è un mondo, perciò può trasmettere e donare. Abbiamo il dovere. Allora, prima di chiudere con questi ospiti, io vorrei far vedere questo video di Sicurtax, di questa imprenditrice veneta che ha creato questo nuovo airbag per le macchine per salvare delle vite. È una grande imprenditrice, una donna che dice devo seminare, raccogliere anche per il futuro dei miei figli, per la comunità. Presenteremo il 13 di aprile, se ci concederanno lo spazio, i sindaci ci concederanno lo spazio, Treviso e Silea, presenteremo con questa grande imprenditrice e la sua famiglia questo nuovo aiuto per salvare le vite, che è un nuovo airbag per le automobili. Guardate. Ecco questa macchina, avete capito come cozza contro questo corpo che fa da paraurti, nel vero senso della parola, che salva le vite. Guardate cosa hanno inventato, in maniera che veramente questa persona riesce veramente, se non altro, a non farsi tanto male. E questo materasso che si apre, che salva quando tu cozzi contro un corpo contundente, che può essere un albero, che può essere veramente anche un palo della luce, perché ci sono troppo morti. E oltre a questo guardiamo anche l'airbag delle motociclette, dove il 13 di aprile raccoglieremo anche le firme. Eccolo qua, per salvare la vita ai motociclisti. Guardate, abbiamo una tecnologia incredibile. Guardate che tecnologia, cosa hanno creato per salvare queste persone. Pensate quante persone si sarebbero salvate se riuscissimo ad avere questi strumenti, perché la scienza, la tecnica e la tecnologia hanno fatto passi da gigante, però qualcuno ancora non ascolta. Sono delle cinture, guardate, semplicissime, dove nel momento che tu cozzi si aprono e questo ti avvolge, vieni avvolto da questa protezione, ma non solo questa, ce ne sono tanti, però purtroppo vediamo che se non c'è l'obbligatorietà non si va da nessuna parte. Noi vogliamo arrivare in Europa con questi sistemi di sicurezza che ci sono e sono anche veneti. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità.
graditi ospiti. Abbiamo Roberto Bruniera, Associazione Botteniga. Fa un piacere enorme avere Roberto qui ospite, tanti volontari, tanto associazionismo, ma conosciamo anche... Giacomo. Cosa? Giacomo Rosin. Giacomo Rosin. Perché qua Giacomo Rosin? Perché l'ha portato Faustino Lorenzetto, perché è uno di quei ragazzi che cava eroi, come che dice Faustino Lorenzetto, perché Faustino riesce a trasmettere la passione, intrigare questi ragazzi, fargli capire che ci sono delle cose belle e buone nel percorso della loro vita, anche con sacrificio, ma che si devono fare. Allora partirei proprio da te, Giacomo, perché da quando è arrivata sta passione e perché Faustino Lorenzetto è riuscito a intrigarti? Ma allora, la passione per l'ambiente naturale, gli ecosistemi nasce da sola nella mia vita per via del lavoro che faccio e dalla famiglia da cui provengo. Che lavoro fai? Io sono un giardiniere, lavoro per l'azienda di famiglia, siamo giardinieri paesaggisti. E ho conosciuto Faustino perché frequentando il Sile come amatore, insomma come amatore degli spazi che il Sile offre, sono entrato in contatto con la Boschetta delle Poesie, che è il parco che gestisce Faustino, e ho avuto modo appunto di conoscerlo, e lui ci ha coinvolto, me e tutta un'altra serie di un gruppo di amici insomma, nella sua associazione, e ci ha dato la possibilità di intervenire per curare questi spazi e per gestire questi spazi, insomma. Senti Giacomo, io ieri proprio mi sono un po' meravigliata perché la giornata del bullo, non pensi che stiamo sbagliando tutto, perché diamo ancora più visibilità, li riteniamo anche importanti, che è quello che vogliono loro, invece di fare la giornata del sacrificio, la giornata della riflessione, la giornata della gentilezza. Non pensi che con questo messaggio invece mettiamo ancora più in evidenza quello che vogliono questi ragazzi, che io li chiamo ragazzi semplicemente, che è la visibilità? Cosa ne pensi, Giacomo? Ma anche io credo che dare visibilità, allora sicuramente si dà più visibilità in questo modo alla figura del bullo, però ha una certa importanza anche dare visibilità alla figura del bullo, sicuramente, perché diviene uno strumento per razionalizzare dei comportamenti che sembrano così fuori dal mondo, fuori dal nulla, ma hanno delle motivazioni, e se si fanno le giornate anche in merito all'attaccante, si aiuta a razionalizzare quella figura, a comprenderla meglio e magari anche ad avvicinarsi a un mondo in cui certi comportamenti iniziano a perdere di efficacia, insomma. Poi sicuramente si possono organizzare anche altre giornate riferite ad altre tematiche dalla parte, insomma, del perdente, chiamiamola così, che saranno ugualmente utili, perché alla fine la cosa importante è che ci sia una razionalizzazione di quello che accade, in modo che si smetta di avere paure infondate e insomma terrori che servono solo a complicare la situazione e a renderla ancora più caotica e aumentare la paura generale che si può provare nei confronti di questi fenomeni. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Allora, capisco che sono in ritardo, quindi andrò in massima velocità. Posso solo dire ai tuoi ospiti che bravissimi, la natura è vita e la vita viene da lì. Però ti ho telefonato per ricordare un appello, visto che magari forse il tuo giovane ospite si può qualcosa trovare. Ho visto un appello su Rete Veneta ieri sera di due fratelli che attualmente sono a San Biagio di Callascia. Sì, poi facciamo vedere, sì. Sì, questo è un ragazzo che sta, vai tranquilla che lo facciamo vedere, Paola. Perché meritano tantissimo, so che tu puoi far miracoli anche solo. No, miracoli non li faccio, Paola, non posso promettere cose che non faccio. Grazie Paola, vado avanti perché sennò non ce la faccio, ho tanti ospiti, tanti video da fare, tra i quali anche questo che è molto importante. Allora io chiederei anche a Roberto Brunieri i valori, le tradizioni. Tu Roberto ci diamo del tu perché ci conosciamo, facciamo parte del mondo del volontariato, continui con questa bellissima storia del bottenismo,
Botteniga. Ecco, spieghiamo cos'è anche l'associazione Botteniga. Prego Roberto. Allora, io sono presidente dell'associazione Botteniga San Pelaio. San Pelaio. Perché le risorgive nascono a San Pelaio e voglio precisare questo. Che è molto importante. Sì, però vedo che è dimenticato, poco da fare, non lo conoscono nessuno, eppure il Botteniga porta bellezza e storia nella città di Treviso. E servizi ecosistemici. Cos'è? E servizi ecosistemici, aggiungo. Sì. Allora, il Botteniga, come ben sappiamo, si dirama il ponte della Pria e diventa Cagnan della Pescheria, Cagnan della Roggia, diversi canali. Ma sono acqua del Botteniga. Se non ci fosse il Botteniga, Treviso passa solo il Sile, che dopo c'è Divina Commedia, Dante che scrisse, che Cagnan e Sile si accompagna, quindi sono acque, ripeto sempre, del Botteniga, dimenticato da tutti. La passione per fare questo quando è nata, Roberto? Nel 2012. Pensate. Ma io sono nato vicino al Botteniga, io abito a San Pelaio, nato nel 1957, così do anche l'età mia. Abbiamo giocato, che là c'era, dove adesso c'è la villa residenziale per anziani, come tipo casa di riposo, no? Una volta c'era la villa, si chiamava Villa Maria, là c'erano i ragazzi che i genitori avevano le giostre, allora venivano a scuola a San Pelaio il periodo invernale, fino a quando giravano per fare l'attività i genitori, no? E quindi si andava a giocare nel Botteniga. Vediamo anche delle foto, perché così il tempo è tiranno, ma vediamo anche le foto che Roberto ci spiega. Prego Roberto Bruniera, lo andavate a giocare là? Sì. E si andava a giocare, e quindi sono passati tanti anni, e poi con alcuni amici di San Pelaio abbiamo creato questa iniziativa e questa associazione al Botteniga. Qui cosa stiamo vedendo, Roberto? Quello è che abbiamo fatto la camminata sulle risorgive del Botteniga, e qua invece la foto che poi ci trasferiamo, siamo sempre a San Pelaio, questo è le risorgive del Botteniga, che quando facciamo la camminata sul Botteniga, no? E mettiamo le bandierine, mettiamo i fiori, siamo noi dell'associazione che facciamo sta roba qua, non c'è altri, non ci sono altri. E poi ho visto una foto con... Adesso le rimettiamo, ecco qua, questa è un'altra foto. Questo è il Botteniga. Questo è il Botteniga. Sai quando ha messo che tabella? Sarà 4 o 5 anni fa. Prima non c'era niente. Niente. Beh, va tranquillo che ce n'erano poche anche sul Piave. Il Piave Mormorò non passa lo straniero. Io sono stata una di quelle che ha sollecitato. Ma insomma, ma dai che ha un'importanza, ragazzi. Il Botteniga numero 1, no? Questo è il percorso. Il Botteniga, vedi come è messo, no? Pieno di sterpaglie, pieno di tutto. La storia che raccontava prima allora Lorenzetto, no? Di pulire, di tenere in ordine con questi ragazzi. Ecco, là, vedi, là c'è la diramazione del Botteniga, ci sono le dighe, qua c'è la manifestazione che abbiamo fatto in Piazzale Costituzione, adesso ci siamo trasferiti invece nel parco in via Gramsci, dove ci sono gli alberi, vedi, abbiamo fatto tutte queste attività. Stai Mirandola, se non sbaglio. Attività qua c'era Sergio Albertini con il suo stand, e che oltre Mirandola che fa il mangiafuoco. Oltre che la camminata qua, mostra degli aerei, sì, quelli. Poi abbiamo c'era mostra delle macchine, quelle qua, storiche. Ascolta Roberto, tutta sta roba i qua giovani, facciamo. ecco, quanti giovani hai nel tuo gruppo? Ce ne sono, sì, no, tantissimi. Sempre i vecchiotti. Sempre i vecchiotti. Sì. Giacomo, come mai pochi giovani nel mondo del volontariato, secondo te? O tutte le associazioni, compresi gli alpini, che cercano giovani, eppure si va nelle scuole, si cerca di trasmettere, di conoscere, prego. Ma è una domanda da $1 milione, probabilmente questa. Dal mio punto di vista viviamo in tempi in cui la società spinge l'individuo a staccarsi completamente dalla realtà dei fatti, da ciò che è tangibile, e quindi vivendo in questo mondo in cui si è
costantemente inseriti all'interno insomma, come se esistessero due mondi, il mondo reale, il mondo tangibile, il mondo delle risorgive, ad esempio, il mondo degli ecosistemi, e il mondo dell'internet, il mondo dei social, che è quello che assorbe, no, tutta l'attenzione. Probabilmente c'è questa mancanza di attivismo da parte dei giovani, che poi bisognerebbe andare a vedere nella realtà dei fatti se esiste effettivamente questa mancanza. Perché dici bisogna vedere se esiste? Perché ci sono tante tipologie di attivismo, non c'è solo l'associazione che va, come l'associazione Monsignor Toniana, a pulire le risorgive. Ci sono varie tipologie di attivismi, c'è l'attivismo politico anche, magari ci sono giovani che si impegnano in questo, o un attivismo che è più legato al mondo della scuola, non lo so, alla vita di tutti i giorni, però ciò non toglie comunque che viviamo appunto in un tempo in cui la società è disattenta alla realtà. Essendo disattenta alla realtà, si distrae all'interno di un altro sistema, che è quello di social, che è quello di internet, che è quello della festa. Non lo so, in realtà io non so cosa facciano effettivamente i giovani di 16 anni oggi. Qualcuno vediamo quello che fa, sono pochi rispetto anche a quelli bravi, dico io. Però Giacomo, non pensi che forse loro si sono un po' stancati della lezioncina in classe, anche se serve, che ha servito, stancati. E forse non è tempo invece di portarli all'esterno, fargli toccare con mano quello che è il mondo dell'associazionismo, vedere dove sono più orientati? Perché io non credo, e forse non li intrighiamo abbastanza, perché loro vogliono essere loro i protagonisti, sbagliando magari, ma imparando. Cosa pensi, Roberto Bruniera, di riuscire a portare fuori questi ragazzi, a fargli toccare con mano? Perché l'educazione civica, dove è scritto che si deve fare per forza in classe? Però qua dipende, non lo so, i genitori, non lo so, la famiglia può essere anche, no? Perché se ci sono in famiglia qualche attivista, anche dico io, penso che ci siano anche i figli che li vanno dietro. Se nessuno della famiglia ha questa idea di praticare volontariato, va bene, in casa mia non c'era nessuno che faceva volontariato, per esempio. È nato così tra amici, facciamo qualcosa per il quartiere e abbiamo, ma dopo chi resta? In pochi, non è che dopo il gruppo resta comunque lo stesso, va bene, uno perché è morto, deceduto, uno poverino non sta poco bene, tipo Mazzoleni Stefano, il direttore d'orchestra, no? Che purtroppo è stato poco bene, sennò era con la nostra associazione, diversi personaggi. Però stiamo parlando sempre di una certa età, esatto, Roberto. però i giovani, il problema che dico io. Ho tirato dentro il nipote, per esempio, il mio nipote, e vedo che è molto coinvolto. Mi piace anche la parola, ho tirato dentro, vuol dire che ti ho tirare, perché da solo non sarebbe arrivato. No, va bene, ci sono anche i genitori, per esempio mia figlia anche viene a darci una mano a preparare quando facciamo anche, oltre che la camminata, poi ci fermiamo e mangiamo. Quindi è anche un'aggregazione non solo del territorio, ma vengono anche fuori da altre persone. Ma perché? Perché noi veniamo da un mondo dove si faceva questo, la festa accompagnata dal buon cibo, c'era socializzazione, aggregazione. Ma vedo che ci sono anche tante famiglie che vengono qui bambini. Vedi? Ma noi facciamo animazione per bambini anche. Giochi per bambini, e allora le famiglie passiamo una giornata in mezzo al verde. Vediamo altre foto di Roberto Bruniera, per cortesia, così le commentiamo, che vedevo che prima indicavi delle foto. Questa qua abbiamo fatto nel 2014, vedi, Riviera Margherita. Bello. Perché abbiamo degli artisti anche a San Pelaio, tipo il signor Matteo Cosenza, che è un bravo, poi Socrate. Qua c'è la Befana, facciamo la Befana in Piazzale Costituzione a San Pelaio, che abbiamo donato le calzette ai bambini col vin brûlé, vedi la Befana. Giacomo, conoscevi questa realtà di Treviso? In realtà io non la conoscevo,
Ecco, non la conoscevo, conoscevo il canale ovviamente. Caption Red, che c'era Sì. Red Canzian. Una volta che si chiamava e quando suonava. sono venuti a cantare, a suonare, no Red Canzian, ma insomma. Malauguratamente queste realtà si perdono nel rumore di fondo Esatto. del bombardamento di informazioni. Ecco, quella foto là che hai fatto vedere era in piazzale, Riviera, cos'era? Riviera Margherita, però era i Giardini Sant'Andrea, i quadri, no? Che abbiamo visto. Ci hanno invitato, ecco, secondo me anche l'amministrazione, prima c'era, lasciamo stare la politica, però quando c'era Treviso in fiore, Treviso d'estate... Antonio De Marco. Cosa? Antonio De Marco era presidente Treviso in fiore. Non so chi c'era, so che c'era Camolei, no? Lui era assessore, coinvolgeva tutti, ripeto, lasciamo stare la politica, però coinvolgeva tutte le... Tanto lascia stare, perché è da loro che devi chiedere il suolo pubblico, Sì, se non te lo danno, mica sanno stare tanto politica. Però che uno dopo dice, ma te sì dentro, no, lasciamo stare qui, io come presidente dell'associazione vorrei precisare, lasciamo stare la politica, dopo che ci invitano a fare questo, a fare quello, ben venga, come adesso, come hai detto te, che per avere l'autorizzazione bisogna che te vai bussare a porta in comune, non te puoi dire E no, anche pagare perché... pagare anche sì. l'autorizzazione. Ecco, io penso invece che non dovremmo pagare niente nel momento che facciamo volontariato e cerchiamo di contribuire alla bellezza delle città. Coinvolgevano, ecco, secondo me anche questa amministrazione ho visto che non coinvolgono, per esempio l'associazione Botteniga mai stata coinvolta, per fare delle attività, coinvolgere anche sul mondo dentro le porte di Treviso, non l'ho visto. L'ho visto invece tanti anni fa, Treviso in fiore, Treviso d'estate, coinvolgevano... Treviso Viva. Adesso non mi ricordo. Comunque siamo sempre stati coinvolti e quei quadri là, perché siamo stati invitati, ecco, l'associazione Botteniga veniva ricordata di più. Allora, Giacomo, come abbiamo sentito da Roberto Brugnera, bisogna coinvolgere, bisogna partecipare, però non è sempre semplice, e non è semplice soprattutto perché se non vieni coinvolto non ti conoscono, è là il problema grande. Allora io ho messo in piedi queste associazioni, Abbracciano le associazioni. Roberto è un coordinamento di associazioni che partecipano a questi eventi che vengono fatti. Ne faremo uno il 13 di aprile lungo tutto l'Arestera, da Treviso a Sileo, da Sileo a Treviso vedremo. Naturalmente familiari italiani vittime della strada ha chiesto il permesso perché sono loro i promotori di questo evento, e proprio per coinvolgere le associazioni, perché vedi Roberto, hai detto una cosa importante, vorrei sentire anche Giacomo cosa ne pensa. Il problema è che tu devi coinvolgere tutti, non scegliere, non decidere tu chi parteciperà. Se io sono regolarmente iscritto alle associazioni, c'è un albo, tu devi mandarmi una mail, dopodiché decido io se partecipare o meno con risposta, ti do l'adesione, ma tu mi devi coinvolgere, perché io ho diritto di essere come le 7 sorelle, perché qui abbiamo le 7 sorelle, sono quelli che hanno il campanile più alto, oppure quelli vicino magari anche politicamente, ma è sempre stato così. Noi invece abbiamo bisogno di esserci con tutte le associazioni, perché il mondo del volontariato è fatto anche da quelle piccole associazioni che però si impegnano tanto e danno veramente un contributo al paese, alla città, di essere visitato. Giacomo, cosa ne pensi? Io penso che siano parole sante, come dice Faustino, la rete vince su tutto. La rete è l'unico modo attraverso il quale anche associazioni piccolissime possono arrivare ad avere impatti enormi sul tessuto sociale. E in più poi è anche un modo, la rete può gestire sicuramente molto meglio i problemi delle burocrazie che magari rendono gli eventi più complicati da realizzare, ma anche la possibilità di entrare nelle scuole e portare fuori i ragazzi. Sicuramente la rete è una cosa che riesce a fare
molto più efficacemente della singola associazione. Comunque il 13 di aprile noi stiamo cercando di invitare le associazioni che hanno piacere di partecipare, perché non è questione quella sicurezza stradale, io cosa c'entro? No, c'entra, perché dobbiamo essere tutti per uno, uno per tutto. Una volta ci si muove per la sicurezza stradale, una volta ci si muove per le tradizioni, una volta ci si muove per le sanità, ma tutti uniti, perché la squadra deve funzionare così, Roberto Brugnera. Non c'entra, ma io mi occupo di un'altra cosa. Ma cosa c'entra? Quel giorno dai visibilità anche alla tua associazione, ti fai conoscere, partecipi e formi comunità. Quello che si faceva una volta, prego. Come per esempio il Tiramisù Day, che ci hanno invitato. Vedi? A partecipare quando, come posso dire, consegnavano le vaschette del tiramisù, e qualche componente dell'associazione ha dato un aiuto. Per esempio anche ci hanno coinvolto anche sulla passeggiata prima del Tiramisù Day, che abbiamo il nostro cicerone del quartiere dell'associazione, spiegava il percorso del fiume Botteniga. E insomma una bella realtà quando c'è il Tiramisù Day, e questo dovrebbe essere per tutti, ecco. Le associazioni devono essere coinvolte e farsi, come hai detto tu, farsi conoscere. Allora vediamo anche questa locandina Villa Manfrin, così spiegherà cosa sarà, cosa ci sarà. Prego, andiamo a vedere questa locandina, cosa ci sarà, Roberto? Allora, ci siamo trasferiti perché farlo 2 volte all'anno a San Pelaio, insomma, dopo bisogna anche uscire. Allora, dall'anno scorso che abbiamo ricavato della camminata sullo Storga, no? E l'anno scorso era devoluto a papà Roberto, che siamo venuti qua, ci ha invitato. Quest'anno invece abbiamo pensato a Veneti schiacciati dalla crisi. Ma pensate, è il 2025 per Mirella e i volontari è favoloso. L'altro ieri abbiamo avuto l'attestato della Croce Rossa Italiana per questa collaborazione che abbiamo fatto assieme. Adesso Roberto dice che ci sarà questa importante domenica per i Veneti schiacciati dalla crisi. C'era un altro, mi sembra, che avevo inviato, perché questo era... Adesso vediamo se trovano altre. Prego, spiega intanto. Allora, niente, il 1° giugno, che è di domenica, facciamo questa camminata. Il percorso, adesso non sto a elencarlo il percorso, comunque sono 5 chilometri dentro allo Storga, dentro in provincia, e poi... Ecco, rivediamo questa locandina perché non ne trovano altre, perciò il 1° giugno. E poi partiamo il Parco degli Alberi Parlanti, attraversiamo Villa Manfrin e dopo andiamo dentro allo Storga, il Parco dello Storga. Intanto ti ringrazio, Roberto. Il 1° giugno di domenica invito tutti di venire. Ecco, questo molto importante, grazie veramente. È il devoluto, ripeto, va ai Veneti schiacciati dalla crisi. Oh, finalmente oltre le 7 sorelle c'è anche l'ottava che esce, ogni tanto esce l'ottava sorella. C'era quella prima, ecco, questa SIM, questo sono quelle quando camminiamo, troviamo queste, la chiesetta, che non ricordo il nome, come si chiama? Chiesetta dove ci sono... I bambini, la chiesetta dei bambini, ecco, sì, è vicino, vicino alla Villa Manfrin. Chiesa Madonnetta. La chiesa della Madonnetta. Chiesa della Madonnetta. Dove ci sono tutti i nomi dei bambini segnati. Esatto, che ha fatto Tu pensa che dopo tanti anni di abbandono, e me ne vanto di questo, quando si ricordava il 7 aprile, io mi sono ricordata tanti anni fa di questi bambini e ho fatto riaprire la chiesetta. Dopo per fortuna hanno continuato il percorso, però lo dico perché era storia vera e Giacomo pensavo, sì, tutto in Piazza dei Signori, ma abbiamo anche questa chiesetta della Madonnetta che ricordava i nostri bambini ed era giusto aprirla. Mi sono fatta dare le chiavi e dei bambini, sì, abbiamo aperto, abbiamo portato dei fiori, anche se non sono sepolti là, ma è il loro ricordo, questa chiesetta. Abbiamo anche lasciato volare delle colombe. Wow. È stato bellissimo, mi piacerebbe trovare ancora quelle immagini, ma le troveremo
proprio per ricordare che ci sono altri luoghi, come fa capire Roberto, che ci sono, che vale la pena di essere ricordati e valorizzati. Però da quell'anno, tutti gli anni, la chiesa della Madonnetta veniva aperta e venivano ricordati i nomi di questi bambini che non per volontà sua, con queste guerre che continuano, perché si trovavano nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, e sono morti. Perciò io penso che la storia continua. Cosa ti sembra di questa storia, Giacomo, che non ne veniamo fuori, di queste guerre, di queste fragilità, ecco, di queste persone che non hanno nessuna colpa, ma solo per l'arivismo di qualcuno, per questi territori, ecco, di invadere, di diventare sempre più forti? Cosa ne pensate voi giovani? Cosa ne pensiamo noi? Beh, io non mi sento di parlare per tutta la mia generazione, prima di tutto, che è una cosa essenziale. Io di mio penso che servono nuove narrazioni collettive che ci permettono come società di diventare qualcosa di diverso rispetto ad oggi, e smetterla di percepire il mondo come, insomma, un grande bacino dal quale continuare ad assorbire, a prendere, a sottrarre il più possibile. E che appunto questa cosa che accade, che continua ad accadere ormai da secoli, debba finire, debba rallentare. Tutti noi dovremmo fare un grande respiro e allontanarci da questa attrazione quasi morbosa verso l'utile, il profitto, l'accumulazione di grandi capitali. E in questo modo, insomma, allontanandoci, riuscire ad avere un maggiore contatto con quello che dicevo prima, quindi con la realtà evidente, smetterla di vivere in un mondo che di fatto diventa sempre più finto, sempre più caotico, tramite la valorizzazione dei nostri luoghi, delle nostre storie, delle nostre tradizioni, una riconnessione con quello che eravamo qualche secolo fa, insomma. Anche perché cambiano gli strumenti, ma i morti sono morti, cioè è inutile che ce la giriamo. In genere cambiano gli strumenti e diventano sempre più brutali. Quindi. E le persecuzioni, ecco, le sofferenze, le torture non terminano mai. Quelle sono fatte dalle mani dell'uomo, purtroppo, quelle non cambiano mai. Certi strumenti cambiano, ma la malvagità non ha colore e non cambia. Roberto, come ci saluti? Roberto Bruniera, cosa vuoi dire? Allora, ringrazio intanto per l'invito. A proposito, questo papà che ti ho invitato, com'è andata la storia? Hanno trovato la casa? Sì, hanno trovato casa. Mi fa piacere. Sì, perché ci sentiamo. Tutto bene comunque? Sì, mi faceva piacere saperlo. Bene, e quindi la sento anche molto, molto bene. Allora vediamo se riusciamo a vedere questo filmato, chiederemo anche a Roberto Bruniera, anche al nostro Giacomo, se riusciamo a trovare casa a questo uomo. Andiamo a vedere che è stato sfrattato con i suoi cani, con i suoi animali meravigliosi. Vorrei che qualcuno ci aiutasse, cerchiamo in affitto un appartamento dove stare con i cani. Un po' di giardino sì, ma quello, cioè, se c'è il tetto e magari che non escano in strada. L'unico pensiero di Danilo è per loro, per questi 5 cani che da tempo sono la sua vera grande famiglia. Pur di non lasciarli, il 59enne ha dormito con le bestiole in macchina per diverse notti in una Fiesta Rossa diventata una sorta di monolocale. Sei bravissimo. Danilo con il fratello Luca, vissuto per 12 anni in un appartamento di San Biagio di Callalta, poi la fine del contratto e qualche mese in garage. La signora che è subentrata perché ha comprato l'immobile e ci ha permesso di stare 2 o 3 mesi in garage, dove dormivamo in garage. Poi è successo quel fatto del signore che è morto nel garage a Treviso e la signora non si è più fidata a lasciarci vivere là. Ora i 2 fratelli, Luca un lavoro stabile, Danilo paziente oncologico con una pensione di invalidità, hanno trovato alloggio in un residence di Breda, 900 euro al mese, e qui come altrove i cani non sono ammessi, per questo l'uomo dorme in macchina. È un po' complicato perché tante case sono arredate, non vogliono che gli rovini i pavimenti o sai, i cani grattano, mordono. Loro no, però succede, insomma. La storia di Danilo
Danilo sta mobilitando in tanti, non solo sui social. Nora è una residente di San Biagio. Siccome siamo qui della zona, stiamo provando a cercare la situazione. Capisco benissimo anche io, avendo un cane gatto, che ho cercato un anno appartamento quando l'ho cercato, quindi è difficile. Il passaparola è iniziato, mentre il comune di San Biagio ha trovato una prima soluzione affidando i cani al canile di Roncade, ma solo per la notte. L'importante è la salute del signor Danilo, ma non di meno i suoi animali, che sono una famiglia per lui. Il signor Danilo appunto dormirà al sicuro, speriamo già da stanotte, cosa che appunto il signor Danilo ci ha confermato, e chiaramente i cani in sicurezza, quando poi di notte e di giorno potrà andare a recuperare, a farli sgambare, è cosa importante. Si cercano soluzioni, tutte però a misura di cane. Danilo su questo è chiaro. Se stai male, hai una giornata storta, qualcosa, lo vedi scodinzolare o ti appoggia il naso alle ginocchia, si struscia un po'. Non passa tutto perché non fa passare la malattia, però cambi l'umore e ti fa star bene. Quindi cerchiamo una tana. E noi cercheremo la tana. Grazie ai miei ospiti, grazie. Adesso andiamo a sentire un po' di musica con Gianni Dego. Andiamo a sentire, ciao. Siamo stati insieme, sto gridando.